Allora direi che siamo in live, vediamo come al solito se StreamYard ci dà qualche segnale di vita, direi proprio di sì, quindi bentornati su Parresia. E finalmente oggi, in compagnia di Giovanni Cerino Badone, il nostro ospite, che grande ritorno e ti ringrazio per essere qui Giovanni. Grazie a te, a Luca, e un saluto a tutti i presenti e a chi ci ascolterà in differita. Oggi di cosa parliamo? Chiudiamo un ciclo, il ciclo delle famose guerre di successione del XVIII secolo. Siamo partiti dalla guerra di successione di Spagna, passando per quella polacca, e oggi arriviamo all'ultima, forse tra le più importanti, se non la più importante, cioè quella austriaca, che preparerà poi il terreno per la successiva guerra dei 7 anni. È vero anche che, come abbiamo già detto, e tu stesso avevi già detto più volte, c'è anche un'altra guerra di successione, ce ne sono in realtà tantissime altre, ma nel Settecento c'è un'altra guerra di successione che è quella che conosciamo come guerra delle patate, cioè la successione bavarese, ma che magari la affronteremo in uno spin-off, forse questo ciclo di guerre, però di fatto quelle più importanti sono quelle tre che abbiamo menzionato, e oggi appunto parleremo della terza. Vi rendo noto che è una guerra complicata, difficile anche come schieramenti, e specialmente è una guerra che, come si suol dire, ha avuto vari sviluppi in determinati anche territori europei, dal nord e centro Europa fino anche all'Italia, e non solo, pure anche da una parte India, pure anche oltre Atlantico, quindi ha avuto comunque un certo sviluppo, e forse anche per questo che è un po' difficile anche cercare di tirare le fila e cercare di fare in una live un attimo un riassunto quanto più preciso possibile, sempre ovviamente nell'ottica della divulgazione. Prima però di iniziare a darti la parola, Giovanni, io vi ricordo, anche se non lo faccio mai, ma l'algoritmo ahimè ci dà questo obbligo di mettere un like, condividere, scrivere anche commenti sia durante che anche dopo la live, perché comunque così titiliamo l'algoritmo e io ne sono molto felice. Per voi non costa niente, per me è molto importante, anche perché non è che queste live si preparano da sole, cioè serve molto tempo e anche un po' di preparazione, e non sempre riusciamo ad essere, diciamo, perfetti, precisi al massimo, però grazie anche a voi, insomma, si scoprono anche nuove cose che anche io stesso magari non sapevo di determinati periodi storici. Quindi, detto questo, abbiamo un sacco di live, c'è un sacco, scusate, di slide che hai preparato. L'ho dovuto dividere in due tronconi, però insomma, a questo punto io le agevolo e ovviamente le scorrerò alcune abbastanza velocemente, perché così almeno riusciamo ad andare avanti. E specialmente, Giovanni, ogni tanto magari ti interromperò per dire qualcosa in più che magari ci siamo dimenticati, e quando vuoi, insomma, dimmi quando passare a una slide precedente o una successiva, così almeno, insomma, ci organizziamo in questo modo. Detto questo, io mi taccio per ora e ti do la parola, quindi prego Giovanni. Beh, grazie Luca, grazie tantissimo dell'ospitalità. Sì, è una guerra complicata da raccontare perché abbiamo tanti teatri operativi, tanti eventi che si susseguono sia da un punto di vista militare, diplomatico, e coinvolgono non solo il continente europeo ma tutto il mondo. Noi abbiamo cercato di convogliare il nostro interesse sul teatro chiaramente continentale europeo, e in particolare parleremo molto di Italia, perché questa della guerra di successione d'Austria è stata l'ultima guerra che ha avuto come oggetto del contendere anche l'Italia. Soprattutto la corona di Spagna ha veramente investito tutte le sue risorse militari, sia terrestri che navali, per riuscire a occupare l'Italia. Ora, date queste difficoltà, come ho pensato di dividere questa presentazione? Attraverso 4 stagioni: la primavera 1740-1743, l'estate 44-45, l'autunno 46 e l'inverno 47-48. Chiaramente l'ispirazione è quella delle 4 stagioni di Vivaldi, che può essere il nostro sottofondo musicale ideale.
E allora proseguiamo con questa presentazione e iniziamo appunto con la primavera, 1740-1742. Nella mappa che vedete è la situazione come l'avevamo lasciata alla fine della guerra di successione polacca, con un'Europa che vede il blocco centrale importante dell'impero asburgico che di fatto è l'ago della bilancia di tutto il continente europeo. Ma è una bilancia, come dire, che già sta mostrando le prime crepe, è una potenza, quella asburgica, che ha un elemento di autodistruzione, se così possiamo chiamarlo, che è la pragmatica sanzione. Cioè, ne discutavamo prima con Luca come due diplomatici d'antico regime, e anche tra di noi, che la storia che è già passato, ma ci troviamo spesso a confrontarci su questa realtà. Su cosa risiede? Qual è il problema di questa pragmatica sanzione? Il fatto che al trono imperiale e al trono di Vienna nello specifico può succedere un uomo, cioè non può discendere per linea femminile. Ma l'imperatore d'Austria ha una femmina come figlia, come primogenita, Maria Teresa d'Austria. Allora, cosa fare? O avere altri figli, che in questo momento non sono disponibili, oppure forzare la mano al diritto internazionale e far riconoscere Maria Teresa d'Asburgo come legittima erede al trono dell'impero d'Asburgo. Si sceglie questa via. Chiaramente per seguire questa via, servono due elementi chiave. Prima di tutto l'elemento diplomatico, quindi giro le corti d'Europa e chiedo a tutti: siete d'accordo? Sì, no. Se no, cosa vuoi in cambio? E si tratta da questo punto di vista. L'altro elemento è avere una potenza credibile, cioè avere un esercito che dice: ok, tu hai firmato quella che chiameremo la pragmatica sanzione, se sgari, guerra. Perché poi questo è in soldoni il problema della certificazione e validazione di questa pragmatica sanzione. Tra l'altro io volevo, no figurati, anzi volevo, a corollario di questo, volevo aggiungere una cosa, e purtroppo mi dispiace Marco, ma ci toccherà toccare qui gli Asburgo. Ciao Marco, un saluto grandissimo. Allora, dunque, per arrivare a questa pragmatica sanzione, che fu effettivamente per la famiglia Asburgo un grosso passo in avanti, più che altro per davvero salvarsi da un'estinzione impressionante, memori anche di quello che è accaduto oltretutto agli Asburgo di Spagna nella guerra di successione spagnola. Per arrivarci servirono insomma passi intermedi. Questi passi intermedi iniziano poi da Leopoldo I, ai primi veramente del Settecento. Nel 1703 che cosa fa? Cerca, diciamo, un escamotage notando che fondamentalmente ormai a guerra di successione spagnola ampiamente iniziata da almeno 3 annetti, 2-3 annetti, questo ovviamente poteva diciamo traslarsi anche sulla famiglia Asburgo del ramo austriaco. Tutto ciò che poi era accaduto nella guerra e che accadrà in quel caso nella guerra di successione spagnola. Quindi che cosa disse? Disse: io rispetto la legge salica, cioè la primogenitura per linea maschile diretta, però tuttavia nel caso in cui non avessimo dei problemi, diciamo, nella linea di successione maschile, possiamo andare anche per quella femminile, ma attenzione, solo di un genito maschio, cioè di un mio genito maschio che magari, metti caso, non ha ulteriori maschi, allora possiamo andare verso la linea femminile. Questo era solo un passettino in più, ovviamente. Nel momento in cui 2 anni dopo, nel 1705, muore Leopoldo I, gli succede un figlio, tra parentesi, della terza moglie, della, se non ricordo male, Leonora del Palatinato Neuburg, cioè quindi comunque un figlio che è stato poi legittimato da questo punto di vista, benissimo. Il figlio però muore anche di vaiolo, cioè abbastanza giovane, mi pare a 35 anni, poi ovviamente, parliamoci chiaro, gli anni d'età a quell'epoca, giovane e vecchio, insomma, non sono quelli di adesso, ecco, come senso di vecchiaia. E costui era Giuseppe I, quindi muore molto presto. Chi va sul trono, dato che non c'erano discendenti maschi diretti, va sul trono in questo caso però il fratello
Il fratello ovviamente chi è? È Carlo VI, il papà di Maria Teresa d'Asburgo. Ed è da qui che poi il nostro Carlo VI cosa fa? Nel 1713 fa la pragmatica sanzione. Perché? Perché ha visto la guerra di successione spagnola, ha partecipato anche a ciò che era la guerra di successione spagnola, e anzi, riguardatevi la live, giusto per ripassare. Nel frattempo, con la pragmatica sanzione si entra poi piano piano anche all'interno della guerra di successione polacca, che in qualche modo farà accettare la pragmatica sanzione, quindi la linea di la discendenza femminile asburgica d'Austria con Maria Teresa d'Asburgo, e che però riguarderà principalmente, e questo sia per Leopoldo I che per Carlo VI, principalmente l'Arciducato d'Austria, perché ricordiamo che il Sacro Romano Impero è ancora elettivo, è una monarchia elettiva, certamente con una forte preponderanza di potere verso la famiglia Asburgo, però tuttavia, ed è da qui, da questa guerra, dalla guerra di successione austriaca, che cambiano le carte in tavola e cambia pure la dinastia imperiale, anche se solo per qualche anno. Però faccio questo piccolo spoiler. Però effettivamente questo sarà estremamente importante perché poi ne discutevamo, come hai detto giustamente te, fuori live, poco prima di iniziare, farà sì che praticamente per quando ci sarà un cambio per qualche anno di dinastia, il ritorno degli Asburgo e quindi di Maria Teresa sarà sì all'interno del contesto dei cosiddetti territori ereditari, quindi l'Arciducato d'Austria e non solo, ma per quanto riguarda lo statuto imperiale, cioè parlo proprio della corona imperiale del Sacro Romano Impero, si andrà al marito, cioè Francesco Stefano di Lorena, che noi abbiamo già incontrato in realtà nella guerra di successione polacca, perché darà la Lorena a Stanislao Leszczynski, il quale poi una volta morto questa parte, questo territorio verrà data alla Francia, in cambio però del Granducato di Toscana, quindi della fine del casato Medici e l'inizio dei Lorena. Scusa la grande parentesi, no, però doverosa. Prego Giovanni. Ora, data la situazione, quindi Luca ci ha veramente in maniera molto efficace descritto l'architettura diplomatico-familiare che sta dietro alla pragmatica sanzione. Serve però qualcosa di tangibile, di credibile, che renda questo passaggio di investiture di troni da maschi a femmine, che è appunto l'elemento militare. Chiaro che ufficialmente, fino a quando l'imperatore è vivo, sono tutti d'accordo. Nel momento in cui muore Maria Teresa, nel 1740, diventa in pectore imperatrice, non è ancora stata eletta, ma comunque diventa arciduchessa d'Austria e regina d'Ungheria, dicono tutti, fermi. Sì, è vero, abbiamo sottoscritto la pragmatica sanzione, ma non siamo così convinti che sia una cosa buona e saggia. E incominciano a formarsi dei pretendenti. Ovviamente la figura che viene presa come, possiamo tornare solo velocemente indietro di una slide, che comincia a essere presa come figura di riferimento è la famiglia Wittelsbach, cioè sono i sovrani della Baviera, i grandi elettori di Baviera, che dicono noi vogliamo ascendere al trono imperiale perché ne avevamo dei diritti di antica data. Anche la Sassonia, ma soprattutto ci sono delle persone che non sono tanto interessate ai troni quanto ai territori, che sono da una parte a nord il regno di Prussia di Federico II, che è asceso al trono dopo la morte del papà Federico Guglielmo, che si è reso conto dell'importanza della Sassonia per quello che riguarda il mondo dell'economia prussiana nel nord Europa. La Francia desiderosa di rompere gli equilibri europei, e poi ci sono delle realtà piuttosto attendistiche come sono i Savoia in Italia, che devono capire come si andranno a bilanciare le alleanze d'Europa per poter intervenire e richiedere poi dei dividendi nel momento della pace, cioè territori. L'Inghilterra decide di appoggiare l'Austria di Maria Teresa, chiaramente in funzione antifrancese, ma in quel momento ancora è frenata da politiche interne. Il Parlamento inglese non è così favorevole a investire denaro in questa nuova guerra che è esplosa e per il momento non interviene direttamente. Ma Prussia, Sassonia e Baviera, accompagnate dalla Francia, sono decise a intervenire. E il primo che interviene, come vediamo nell'immagine seguente, tra l'altro inventandosi un casus belli del tutto fittizio, è Federico II, il quale
nel 1740 invade la Slesia, addirittura nel periodo invernale scende con un'operazione lampo, proseguendo da nord-ovest a sud-est, attraversa la Slesia da nord a sud, occupando praticamente un territorio del tutto indifeso. Solo 3 fortezze, le cui principali sono Nis, Glogau e Bresgau nel centro della Slesia, riescono a difendersi dall'avanzata prussiana. Sembra fatta, ma succede una cosa molto semplice, che le forze austriache, che sì, hanno un esercito che non è l'ombra di se stesso, perché non è più stato implementato dall'imperatore, non è più stato addestrato, aggiornato, però le forze di guerriglia in Slesia rallentano di molto, o comunque rendono piuttosto difficile la vita ai prussiani. E nella primavera del 41 riesce Maria Teresa con molte difficoltà ad allestire un'armata che tenta la rioccupazione della Slesia. Queste forze si troveranno sul campo di battaglia il 10 aprile 1741 a Molwitz, ed è una battaglia che oggi pomeriggio ricordiamo perché è la prima battaglia alla quale Federico di Prussia partecipa. Non va benissimo a Federico. Allora, spoiler, la battaglia è una vittoria prussiana, ma il giovane re di Prussia non ha ancora ben chiare le idee del come si utilizza uno strumento militare. Prima di tutto la formazione è piuttosto complicata, nel senso che riesce a mischiare tra di loro reparti di cavalleria e reparti di infanteria, rendendo molto fragile la sua prima linea di combattimento. Dopodiché la cavalleria prussiana dimostra tutte le sue pochezze in addestramento e tattica, e come vedete la freccia azzurra austriaca che proprio travolge la prima linea della cavalleria prussiana mandandola completamente in fuga. La fuga travolge persino il re Federico, il quale si trova completamente circondato da soldati romani in rotta, al punto che i suoi comandanti dicono: Sire, è bene che voi vi leviate dai piedi perché la battaglia ormai è perduta e vogliamo evitare che lei sia catturato. In realtà solo volevano levare dei piedi e gestire in maniera più efficace il combattimento. E la fanteria prussiana fa quello che era stata a fare, cioè avanzare, sparare, fino a quando la prima linea austriaca, assolutamente impreparata a sopportare l'urto della potenza di fuoco prussiano, cede, e la battaglia è una inaspettata vittoria per le bandiere prussiane. Lo stesso Federico, che verrà informato di questo successo sul campo di battaglia ore e ore dopo, se ne vergognerà profondamente e inizierà a lavorare in maniera molto più importante per l'addestramento dei propri uomini, soprattutto della cavalleria. Ma la battaglia produce che cosa? La resa delle forze austriache ancora presenti in Slesia, e la Slesia ufficialmente riconosce Federico come suo sovrano. Peggio di così per Maria Teresa non poteva iniziare. Ma c'è di peggio. La Francia, che attraverso una figura piuttosto particolare, il futuro maresciallo di Belle-Île, non quello che morirà alla Sietta, ma il fratello maggiore, convince il cardinale di Fleury, che è il primo ministro di Luigi XV, ad appoggiare Carlo Alberto di Baviera militarmente. Quindi viene preparato un esercito ad appoggiare appunto la famiglia di Wittelsbach, che iniziano l'invasione lungo la valle prima del Lin e poi del Danubio in direzione Vienna, occupano Linz, quindi la città chiave che consente l'accesso direttamente al cuore centrale dell'impero, che sembra tanto grande, ma in realtà è una scatola vuota, dove le 3 città che contano nell'impero asburgico sono alla fine Vienna, Bratislava, Budapest e infine Praga, che sono concentrate in una realtà molto ridotta di questo enorme area geografica conosciuta come impero asburgico. Vienna minacciata, ma non interessa tanto a Carlo Alberto l'occupazione di Vienna. Lui punta a Praga, dove in concerto con l'armata sassone alla fine riuscirà a entrare, in quanto l'occupazione di Praga gli consente di avere un punto, comunque un voto nella dieta imperiale per poter accedere appunto al trono imperiale stesso, cosa che all'inizio del 1742 effettivamente avverrà. Ma hanno fatto i conti senza l'oste. Maria Teresa riesce a ottenere, al termine di una emozionante, drammatica
dieta in Ungheria, l'appoggio della nobiltà ungherese, che rimarrà tale, immaginate, fino al 1848-49, quando ci sarà la rivolta ungherese, un secolo più tardi, ma per un secolo l'Ungheria sarà veramente la solida base dell'impero asburgico. Maria Teresa riesce a ottenere una leva immediata da parte dei nobili ungheresi, gli promettono 60.000 uomini, ne danno subito 20.000, gli altri poi a scaglioni negli anni successivi. Viene riformato un esercito, addirittura le leve del Tirolo, quindi le milizie tirolesi si sollevano. Vedete, 1, l'esercito austriaco viene riformato, 2, la leva del Tirolo, e in concerto queste due nuove forze puntano a liberare Linz, invadono la Baviera meridionale e costringono sostanzialmente le forze alleate anti-pragmatica sanzione a sgomberare completamente la zona occidentale dell'impero asburgico. Federico II tenta l'invasione dell'impero asburgico, addirittura cerca di raggiungere Vienna, ma viene fermato prima di tutto dalla capacità austriaca di interrompere le sue comunicazioni grazie a un sapiente uso delle fanterie leggere. Dopodiché è costretto a tornare in fretta e furia in Slesia, dove riuscirà a sconfiggere le forze austriache, ma si renderà conto che è impossibile. Kutuzitz dovrebbe essere la battaglia che chiude questa prima fase della guerra contro l'Austria. Si rende conto che è bene terminare il prima possibile il conflitto, dal momento che non riuscirà ad appoggiare validamente Wittelsbach, e la pace di Breslavia dell'11 giugno del 1752 chiude il primo periodo del conflitto tra Austria e Prussia, nota come Prima guerra di Slesia. Liberi di spostare le forze da nord verso il settore centrale del fronte, le forze di Maria Teresa riescono a nuovamente puntare su Praga, che verrà liberata dalle forze franco-bavaresi, e finalmente anche questa città può ritornare sotto il controllo degli Asburgo di Maria Teresa. Quindi abbiamo questa Staff Expedition, edizione 1752, che consente rapidamente ci consegna un tragico, rapido, repentino cambiamento di fronte davanti a una monarchia che di fatto era già stata data per persa. Ed è il crollo delle speranze militari di Belle-Île, che verrà licenziato, e a questo punto Luigi XV prenderà in mano direttamente il conflitto. Ma inizia la vera guerra, che non è questa che abbiamo visto, per quanto veda dei protagonisti di primo ordine come Federico II di Prussia, quanto il teatro italiano. L'Italia è come l'avevamo lasciata alla fine della puntata precedente, con la chiusura della guerra di successione polacca. Ci sono degli attori importanti. Questi attori importanti, uno, sono italiani, ed è la Casa Savoia, che brama veramente a un'espansione nella pianura padana. Gli altri sono gli spagnoli stessi, che vogliono garantire, soprattutto la monarchia spagnola vuole rioccupare quelli che erano i ducati della pianura padana. Parma e Modena sono gli obiettivi principali, ma anche consolidare quello che è il regno di Napoli, che Filippo V dovrebbe essere il sovrano di Napoli in questo periodo. Maria Teresa, dopo aver recuperato il trono, dopo aver consolidato il suo trono, ha tra i suoi obiettivi niente poco di meno che strappare Napoli alla dinastia borbonica, che era stata installata nel corso della guerra precedente. Ha visto questo cambio l'abbandono degli austriaci del regno di Napoli come una sorta di scippo nei confronti del padre, e quindi dice: dobbiamo rioccupare Napoli. Quindi ci sono questi due obiettivi: per gli austriaci rioccupare Napoli, per gli spagnoli riprendersi Ducati e Milano, e hanno bisogno di qualcuno che protegga validamente il loro fianco mentre si occupano di Napoli. Allora, questa Giovanni, in realtà, sì. Per Napoli non è Filippo V è ancora in Spagna, più che altro è Don Carlos, cioè sì, Carlo di Borbone. Errore mio. Comunque grazie Alessio. Infatti anche io avevo un attimo, aspetta, non era, però sì, va bene. Comunque sì, Don Carlos.
E la realtà che viene immediatamente tenuta valida per proteggere queste manovre nella penisola italiana è l'esercito dei Savoia, che è l'unica grande forza armata, ancora più di Venezia, in grado di poter affrontare efficacemente sul campo di battaglia le forze francesi e spagnole. Il problema è che questi vorrebbero qualcosa, e questo qualcosa Torino ha delle ambizioni molto importanti: l'occupazione del Ducato di Milano, e solo il Ducato di Milano stesso non sarebbe sufficiente a garantire un peso strategico futuro atto a permettere a questo ampliamento di sopravvivere, ma un porto sul Mar Mediterraneo, Savona, in modo tale da avere un collegamento con il grande nume tutelare di Casa Savoia, che è la monarchia britannica, e i ducati di Parma e Modena. Questi sono gli obiettivi strategici che Torino ha. Chiaro che è troppo per Maria Teresa, la quale inizialmente non è molto ben predisposta nei confronti di Savoia. Certo che non si può combattere una guerra in Slesia, in Baviera, in casa a difesa di Vienna e rioccupare Praga, e nel contempo potersi dedicare all'Italia. E grazie alla mediazione britannica, e soprattutto poi a quello che fanno gli spagnoli, si deciderà di intervenire. Bene, per prima cosa avviene una convenzione provvisionale tra il Regno di Sardegna e l'Austria. Perché avviene questo? Perché nel frattempo la Spagna ha rotto gli indugi e, forte dell'alleanza tacita, segreta, la connivenza francese, inizia a sbarcare, divide il suo esercito, perché parliamo di qualcosa come 80.000 uomini che vengono divisi in 3 scaglioni. 2 di questi già nel 1740, tra il fine 1741 e il 1742 vengono proiettati nella penisola italiana. La flotta inglese cerca di fermare queste manovre. Navigando sotto costa da Barcellona fino a Livorno, punto 1, e La Spezia, punto 2, almeno 2 di questi 3 scaglioni arrivano in Italia. Attraversano gli Appennini passando, grazie al passaggio che il Granducato di Toscana concede loro, si ritrovano all'altezza di Pesaro e lì procedono all'invasione della pianura padana, direzione Milano. A questo punto viene firmata rapidamente la convenzione provvisionale, quindi una sorta di accordo preventivo tra Torino e Vienna. Nel frattempo avviene un'alleanza segreta tra Spagna e Modena, obiettivo occupazione del milanese. A questo punto le carte in tavola sono ben chiare, e nella slide successiva vediamo come l'esercito spagnolo decide di puntare direttamente alla pianura padana, attraversando i territori pontifici della Romagna per raggiungere appunto il milanese. A questo punto Torino decide di rompere gli indugi, viene siglata la convenzione provvisionale, diventa qualcosa di un pochino più implementato, e l'esercito viene mobilitato, mandato nella pianura padana, e tra marzo-agosto l'esercito combinato austro-piemontese, o sardo-piemontese, dobbiamo dire, marciando lungo la via Emilia in pianura padana, raggiungono prima Parma, dopodiché Modena, che viene isolata e assediata, e dopodiché si dà l'inseguimento all'esercito spagnolo, il quale ha un problema: è lontanissimo dalle sue basi logistiche, non può rifornirsi efficacemente e deve, tallonato dagli alleati, ritirarsi fino al suo punto di raccolta di Pesaro. Insomma, una campagna basata principalmente sulla manovra e non tanto sugli scontri. Lo scontro dove sarà? Presa di Modena, Modena viene assediata dall'11 al 29 giugno 1742, e questo quadro, conservato nei depositi, e questo, anzi, tra l'altro è la prima volta che questo quadro viene presentato pubblicamente, dal momento che non è esposto, raffigura la presa della città di Modena da parte dell'esercito sardo. La città si arrende piuttosto velocemente, le bandiere vengono dei reggimenti. Modena ha levato in questo momento un esercito piuttosto consistente di 8.000 uomini, che avrebbe dovuto, in concerto con le forze spagnole, puntare al milanese. Le bandiere sono oggi conservate all'Armeria Reale di Modena, di Torino, come trofei di guerra, e la città occupata. Si vede a destra la cittadella, oggi demolita,
mentre si conosce benissimo il La palazzo ghirlandina ducale, e la ghirlandina. esatto, il palazzo ducale oggi sede dell'Accademia Militare di Modena e le mura sbrecciate dal tiro dell'artiglieria. Sì, io volevo aggiungere una cosa proprio su questo. È molto interessante la figura qui di Francesco III d'Este, che all'epoca era il duca, per l'appunto, di Modena. Io personalmente per mie ricerche comunque ho studiato un pochino la sua figura ed è interessante come da un punto di vista, diciamo, di politica interna sia stato effettivamente un ottimo amministratore, anche specialmente delle finanze, anche per mezzo dei suoi ministri, per quanto riguarda appunto i suoi domini, ma da un punto di vista, diciamo, di politica estera non era così effettivamente bravo, perché e poi faccio un piccolo spoiler, Giovanni, se prima era appunto alleato con gli spagnoli, una volta che insomma finirà tutta questa situazione e di nuovo Modena tornerà effettivamente sotto il suo dominio, si alleerà fondamentalmente di nuovo, come da tempi antichi, con gli austriaci. Quindi insomma con gli Certo. Asburgo. Tant'è che poi una volta morto lui nel 1780 e una volta anche che negli anni diciamo 90, se non ricordo male, del 700 morirà persino suo figlio Ercole III d'Este, si avrà poi successivamente, per mezzo sia di matrimoni che anche di patti scritti, la nuova dinastia degli Austria d'Este. Quindi Esatto. c'era una nuova dinastia che avrà poi l'intermezzo di fatto delle campagne d'Italia napoleoniche, per poi ritornare nuovamente nel periodo della restaurazione, specialmente anche nel periodo risorgimentale, con tutta la questione di Ciro Menotti e quant'altro. Ma stiamo già facendo un Cioè, un salto passo in veramente avanti. troppo ampio, quindi ti ridò la parola. Modena viene occupata e quindi assistiamo a quella che potrebbe sembrare una blitzkrieg in salsa piemontese, quando succede un'altra cosa. Arriva il terzo scaglione strategico spagnolo che non viene sbarcato nella penisola italiana, dal momento che non ce n'è la possibilità, o comunque si vede che non può funzionare da un punto di vista operativo, ma viene sbarcato in Provenza. Allora, dalla Provenza l'idea è: dobbiamo riuscire a raggiungere Milano. Chiaramente per superare Milano bisogna valicare i passi alpini. Vengono valutate varie possibilità: l'attraversamento della Svizzera, l'attraversamento della Repubblica di Genova, che per il momento non se la sente di scendere in guerra contro il Regno di Sardegna e l'impero asburgico, e dice no. Rimane l'opzione superamento del bastione alpino. La base di superamento per queste montagne rimane, o meglio, viene identificata con la Savoia. È un territorio piuttosto aperto, facilmente conquistabile e poco difendibile da parte dell'esercito del Re di Sardegna, perché le valli sono numerose e l'attaccante dal lato francese ha più possibilità rispetto che dal lato italiano. E nell'agosto del 1742 il nuovo nuovo contingente spagnolo lancia l'offensiva contro la Savoia. Praticamente i sardi in questo momento insieme agli austriaci sono attestati lungo la linea Cesena, Forlì, Ravenna, sono finiti là in fondo e stanno monitorando l'esercito spagnolo attestato a Pescara. I sardi, attraversando tutta la via Emilia, praticamente in diagonale marciano lungo tutta l'Italia settentrionale, raggiungono Torino, superano il passo del Moncenisio e iniziano a contendere la Savoia agli spagnoli, i quali, non aspettandosi una reazione così rapida da parte di Carlo Emanuele III, il sovrano re di Sardegna, in questo momento a capo delle forze dell'esercito sardo-piemontese, si devono ritirare in Francia. Nota sulla Francia: è un paese in questo momento neutrale che garantisce l'appoggio logistico agli spagnoli. Quindi questa prima offensiva in Savoia si chiude con uno scacco per le forze spagnole. Ma non è finita qui, chiaramente.
Vengono rinforzati gli spagnoli, quindi da un punto di vista numerico si rinforzano, viene lanciata una nuova offensiva segnata col punto 1 e a questo punto, per evitare, siamo ormai tra dicembre e inizio di gennaio, di essere tagliato fuori dal momento che le nevicate di quel periodo di piccola glaciazione avrebbero di fatto impedito all'esercito sardo di ritornare in Piemonte e di sfruttare tutta la base logistica esistente nel territorio piemontese, Carlo Emanuele III decide di abbandonare la Savoia e di ritornare nei territori al di qua delle Alpi. Nel frattempo, anche ti ho per un attimo perso, Luca. Ci sono. E anche le forze spagnole si sono rinforzate nel teatro italiano e nuovamente ritornano, nuovamente attraversano la Romagna, rientrano nel territorio del Ducato di Modena e affrontano l'armata austro-sarda, dal momento che alcuni reparti erano stati lasciati a presidio del modenese, in un luogo chiamato appunto Camposanto, segnato col punto 2. Questa battaglia di Camposanto rappresenta la prima grande, la possiamo vedere nell'immagine successiva, grande battaglia del teatro italiano. È uno scontro che, allora, queste immagini, anche queste sono degli inediti, quindi abbiamo un'altra prima questa sera, sono le carte, ne vedremo altre nel corso della presentazione, raccolte nella relazione ufficiale, possiamo definirla così, realizzato dallo Stato Maggiore sardo. Si chiama Relazione Minutoli, dall'abate Minutoli, che era un ufficiale che l'ha realizzato per conto di Carlo Emanuele III. È un'opera, queste sono le bozze, dal momento che l'opera definitiva era depositata presso la Biblioteca Reale di Torino ed è stata portata dai francesi durante il periodo napoleonico nei loro archivi del Service Historique de l'Armée de Terre ed è ancora conservata là. Da bozza è più importante del definitivo, perché molto spesso sono degli schizzi, delle relazioni tracciate direttamente dai testimoni oculari, quindi ne abbiamo una versione, se volete, più approfondita e ricca di dettagli rispetto al prodotto finale. Non di meno si vede la stat line, segnata come SL, delle forze austro-sarde, che si avvicinano allo schieramento spagnolo messo nella parte alta della mappa, in quella che possiamo chiamare la linea di fasaggio, face line numero 1. E lì si preparano ad affrontare l'avversario, che lo attende. Siamo l'8 febbraio 1743. Solo che succede un piccolo problema. Vedete nuovamente lo schieramento come è realizzato. A destra sono poste le fanterie austro-sarde, a sinistra la cavalleria. Avanzando in quella direzione, sostanzialmente prestano il fianco sinistro a una carica avversaria. Una serie di cascine protegge e l'argine del fiume proteggono dalla vista queste aliquote di cavalleria spagnola, che alla prima occasione, vedendo l'avanzata avversaria, iniziano a caricare sul fianco il nemico, sostanzialmente travolgendolo. Arrivano al punto che abbiamo segnato con la lettera 2 e lì sono costretti a fermarsi dal fuoco di fucileria delle truppe di fanteria austro-sarde. Avviene l'attacco segnato col punto 3 della fanteria spagnola, che tra l'altro presenta anche delle unità piuttosto dotati di una notevole capacità bellica, sfondano la prima linea austro-piemontese, segnata col punto 3, e lì vengono contenuti dalla seconda linea, da un giovane brigadier generale piemontese di origine tedesca, il generale Leutrum, che diventerà la figura militare più importante di questa guerra di successione austriaca per il Piemonte. L'attacco viene contenuto e contrattaccato con la lettera 5. Nel mentre, cosa succede? Succede che siamo a febbraio, le ore luce sono piuttosto basse e con questo contrattacco austro-sardo, segnato col numero 4, i contendenti, gli spagnoli, decidono di abbandonare il campo di battaglia. Durante queste manovre di sganciamento, un reggimento, Guadalajara, austriaco, perde completamente la rotta, dal momento che sta arrivando il buio,
tutto il campo di battaglia è letteralmente cosparso di fumo, risultato delle detonazioni dei fucili e dei cannoni, va a finire in una cascina nei pressi della linea avversaria e lì catturato. Anche questa bandiera è oggi conservata alla Marina Reale di Torino. Alla fine entrambi i contendenti, 5 e 6, decidono di abbandonare il campo di battaglia. Gli spagnoli hanno il fiume alle spalle e non se la sentono di mantenere il controllo del terreno. Gli spagnoli non decidono di abbandonare il campo di battaglia in quanto hanno il fiume alle spalle. Gli austro-piemontesi decidono che le perdite sono state tali che conviene sganciarsi e alla fine i due contendenti sostanzialmente abbandonano contemporaneamente l'area dello scontro. Tutte e due le parti rivendicheranno la vittoria. In realtà si tratta di un successo, se volete, direi tattico austro-piemontese, ma sicuramente strategico alle forze di Carlo Emanuele III e di Maria Teresa, in quanto l'avanzata spagnola verso il milanese nuovamente è stata bloccata. Andiamo nell'immagine successiva e vediamo cosa avviene nel resto d'Europa. Nel resto d'Europa il governo inglese ha finalmente deciso di intervenire, anzi in realtà è stato costretto, il primo ministro è stato sfiduciato e dimesso, il re Giorgio III decide bene, visto che l'esercito alla fine è anche mio, paga di tasca sua un corpo ausiliario che viene levato nel territori dell'Hannover, che sono di proprietà della corona, e decidono di fare cosa? Rovesciare completamente la situazione strategica nel territori a nord delle Alpi, in quanto i francesi avevano creato un'altra armata sussidiaria di 60.000 uomini destinata a minacciare nuovamente l'esercito di Maria Teresa in territorio austriaco. Scendendo lungo la valle del Reno e raggiungendo il cuore dell'altipiano bavarese, in un luogo chiamato sumeno Dettingen, le forze inglesi riusciranno a infliggere una sconfitta strategica decisiva nei confronti delle forze francesi. Perché ho inserito la frase Dettingen va bene un Te Deum? Handel scriverà il Dettingen Te Deum dedicato a questa vittoria. Ma non solo, il 27 giugno 1743, ancora oggi per le forze armate britanniche è celebrata come una delle loro vittorie più importanti. E lo è. I francesi abbandonano la Baviera, costringendo veramente a ridisegnare completamente la loro strategia nel confronto di questo conflitto. Questa strategia cosa comporterà? Un impiego sempre più massiccio di forze in Italia, nelle Fiandre e non più in Germania, più altri teatri di guerra che saranno considerati accessori a queste nuove principali zone di operazione. Chiaramente a questo punto, grazie a questo intervento inglese, il 1743 passa con poche operazioni nel corso del teatro italiano, perché si spera da parte francese di riuscire a strappare il Regno di Sardegna dall'alleanza provvisoria con l'Austria, ma dopo essere stato informato dell'intervento inglese, che ormai parteciperanno in maniera sempre più diretta al conflitto, quindi grazie agli auspici di Londra, il 13 settembre 1743 Torino, Vienna e Londra siglano il Trattato di Worms, che impegna queste forze, soprattutto inglesi e le forze sarde, a difendere gli interessi di Maria Teresa in Europa. Quindi, piccola nota, la guerra tra il Regno di Sardegna e la Francia non verrà mai dichiarata, ma sarà sempre il Regno di Sardegna che dovrà intervenire militarmente per proteggere quelli che sono gli interessi della corona asburgica in Italia. Forti di questo fatto, gli spagnoli e un importante corpo ausiliario francese si riorganizzano nel Delfinato, quindi non più in Savoia ma nel Delfinato, e lanciano un'offensiva contro la Val Varaita. Che cos'è la Val Varaita? È una valle, una delle valli minori, possiamo definirla così, delle Alpi occidentali, anche se al centro di esse c'è un passo, il Colle dell'Agnello, che consente il transito su ruota, quindi delle artiglierie. L'idea è quella di superare la dorsale delle Alpi,
a riuscire a sconfiggere l'esercito del re di Sardegna, occupare una zona più o meno vasta dove poter organizzare i quartieri d'inverno e proseguire la campagna l'anno successivo. Chiaro che lanciare un'offensiva in autunno sulle Alpi è una cosa piuttosto problematica e dal 7 al 10 ottobre, attraverso 3 momenti, le forze franco-spagnole cercheranno di superare le difese della Val d'Aralta. Riusciranno a ottenere uno sfondamento parziale, segnato col numero 2, cercheranno di aggirare prima sulla destra, punto numero 2, le difese del fondovalle, non riuscendoci. I francesi cercheranno, e lo vedete nella freccia tratteggiata in alto a destra, di aggirare a loro volta sulla sinistra le forze piemontesi, ma sbaglieranno completamente la strada. Decideranno di sganciarsi sotto il fuoco delle brigate sardo-piemontesi schierate lungo le linee trincerate, ma in un luogo chiamato Vallone di Vallanta subiranno un devastante fuoco di fucilleria da parte dei sardi, costringendo tutto il dispositivo, nel mezzo di una bella nevicata che nel frattempo inizia a scendere, a ritirarsi al di là delle Alpi. La freccia segna che cosa? Il punto di vista di un quadro conservato a Palazzo Reale e voluto da Carlo Emanuele stesso, che era presente, intitolato appunto La battaglia di Casteldelfino del 1743. Anche questo, allora, questo è edito, è stato pubblicato, ma è la prima volta che viene presentato sicuramente in una presentazione YouTube. Si vede in prima fila le forze francesi che stanno sfilando da sinistra a destra, colpite dal fuoco delle compagnie scelte, granatiere sarde, che stanno scendendo, hanno abbandonato le fortificazioni campali, sono nel bel mezzo del bosco e quei lampi e quelle sbuffi di fumo che si vedono nella vegetazione altro non sono che le detonazioni dei fucili che appunto salva dopo salva stanno colpendo le forze nemiche e appunto i francesi in questo momento sono completamente nel panico e stanno abbandonando, o meglio stanno letteralmente correndo in fretta e furia verso una zona di sicurezza. Vi facciamo pure vedere Torino, questo è conservato a Torino, sì. È stato identificato da me e dall'amico Eugenio Garoglio, che è l'autore di varie pubblicazioni, se andate a vederlo ve lo presenteranno come passaggio notturno di truppe. Chiaro che si è persa nel corso degli anni, addirittura dei secoli, anche il titolo originario, perché è veramente fotografica questa immagine, nel senso che o si conosce il posto, se no effettivamente uno non può riuscire a ricostruire nel dettaglio questa situazione. È un quadro importantissimo di un autore olandese chiamato Verdussen, quindi parliamo di veramente un grande pittore del periodo. Quello che è singolare è che si è persa la memoria e anche la memoria d'archivio di queste tele, che comunque sono veramente notevoli da un punto di vista della fonte iconografica per chi studia la guerra o comunque la storia in genere. Allora, intanto ti ringrazio specialmente perché fare vedere magari non questo ma altri quadri tele che effettivamente non sono mai stati editi o comunque mai stati presentati, diciamo, qui nell'etere internetiano, ragazzi, più di così, mettete sti like, maledizione. E iscrivetevi al canale anche, esatto. Mi raccomando. A parte questo, velocissimamente una domanda da Giorgio. Venezia, oltre a scrivere bellissime commedie a Goldoni e Gozzi, che fa in questo frangente? Si arma e mantiene una neutralità armata, chiaramente fino a un certo punto, nel senso che deve consentire il transito delle forze asburgiche attraverso la Valle dell'Adige, poi attraverso Verona in direzione Mantova, che è il grande hub logistico delle forze sì. di Maria Teresa. Dopodiché fa ben poco, dal momento che la scelta dichiarata della Repubblica di una neutralità strettissima che risulta pagante per la sopravvivenza dello Stato veneziano, non sarà più così pagante alla fine del XVIII secolo, quando verrà travolta dalle forze francesi. Vero è che comunque con la flotta comandata dall'ammiraglio Angelo Emo nella seconda metà del XVIII secolo aveva ancora degli sprazzi degli antichi splendori, ma ormai è una realtà tagliata fuori. Ecco, qui si vede la differenza tra uno Stato che, sbagliando, pur essendo sconfitto, tutto quello che volete, sto parlando dei Savoia,
ha degli obiettivi geopolitici e geostrategici importanti e chi non ce li ha. Chiaro, l'idea di un Mediterraneo orientale controllato da Venezia è un'idea che avevano nel XV-XVI secolo, ancora nel XVII, in questo momento è completamente tramontato. E arriviamo all'estate del 1744, che è veramente un anno molto importante. Le alleanze ormai sono ben definite, quindi il Regno di Francia è in guerra con la Gran Bretagna, il 30 marzo viene dichiarata la guerra, ecco, in questo caso non hanno dubbi su cosa fare, e con l'Austria guerra dichiarata il 27 aprile del 1744. La Francia, come ci siamo detti, ha abbandonato il teatro tedesco, si inventa che cosa? Un corpo di spedizione di alcune decine di migliaia di uomini da sbarcare in Inghilterra per il marzo del 1744. Ma le flotte di questo periodo, fino all'invenzione veramente dei motori o comunque degli scafi mossi da motore, sono soggetti ai venti, e in questo momento, nel marzo del 1744, la grande invasione dell'Inghilterra è abortita, e quindi queste forze rimangono in territorio metropolitano francese e verranno destinate all'invasione delle Fiandre. Piano B. Andiamo avanti. Cioè, non avevano praticamente ancora capito ciò che è successo nel 1588, niente. Niente, nulla. O l'Inghilterra è molto fortunata o hanno a che fare con marinai molto inetti, però ci vuole navalista. E nel 1744 inizia la grande campagna parallela di Maria Teresa, dove dice: io voglio Napoli. Ora, grande sovrana illuminata, ci viene presentata sempre come una grande figura, però devo dire che in alcune situazioni veramente fortemente impuntata su delle idee che non avevano la minima solidità e validità. Una di queste era la conquista di Napoli. Non di meno ci prova, questo è il piano strategico della campagna, andare dritti su Napoli, mentre i Savoia con il loro esercito bloccano le Alpi da questa armata schierata in Provenza, e questo è il piano che Maria Teresa ha per il 1744. Andando avanti, vediamo poi come vanno le cose. Prima di tutto i francesi dicono: bene, in Fiandra va bene, non siamo riusciti a fare lo sbarco in Inghilterra, però il Piemonte lo possiamo castigare e l'obiettivo rimane Milano. Affidano un nuovo esercito a Luigi Francesco di Borbone, quindi un principe del sangue, tanto per dire che importanza ha questa offensiva, il principe di Conti, il quale stabilisce un nuovo progetto di invasione, non più passando dalla Savoia, non più passando dalla Val d'Aita, ma decide di occupare in una campagna due fortezze, Demonte, in Valle Stura di Demonte, e quindi una valle transitabile, la Valle Stura, la città di Cuneo, che diventerà l'hub logistico delle forze congiunte franco-spagnole, per poi puntare, attraversando il Piemonte, direttamente su Milano, nella speranza di sconfiggere militarmente il Piemonte e costringerlo alla resa. Andiamo avanti. E questa è la situazione. I piemontesi dicono: ok, ma da dove arriveranno adesso? Perché la situazione comincia a essere piuttosto preoccupante. Savoia, di nuovo dalla Val d'Aita, ed è la cosa che loro si aspettano principalmente, o ci sarà un'altra direzione? Il primo grande attacco avviene non lungo le Alpi, ma lungo la riviera Ligure Provenzale, nel punto segnato 1, e abbiamo la battaglia di Villefranche, all'epoca era Villafranca o comunque Villefranche. Le forze franco-spagnole danno l'assalto al grande porto che i Savoia avevano lungo il Mar Mediterraneo, che è questo porto fortificato di Villefranche. Abbiamo tratto dalla solita relazione Minutoli la mappa, che adesso andremo a vedere. Eccomi qua. Eccola qua. Ed è questo quello che avviene. La battaglia dura ben 3 giorni, un giorno di avvicinamento, un giorno di combattimenti che sono quelli del 9 ottobre, dove 6 colonne d'attacco verranno lanciate contro le difese di Villefranche, sostanzialmente una rada protetta da una catena di monti, siamo già nelle Alpi Marittime. Riescono i francesi a sfondare la mattina del 9 ottobre dal punto 1 i trincieramenti in 2 settori e riescono a catturare 5 battaglioni sardi che sono costretti alla resa,
e attaccano di rovescio le fortificazioni nel settore nord della rada. Mentre le altre colonne, punto 3, non riescono ad avanzare, queste colonne d'attacco vengono contrattaccate al punto 2 e sostanzialmente rigettate. 5.000 perdite da parte sarda costringono il giorno successivo, 10 ottobre, a evacuare in tutta fretta la rada. Vittoria tattica sarda, ma vittoria strategica franco-spagnola, dal momento che questo porto, che veramente è la via di comunicazione diretta tra Torino e Londra, viene bruscamente interrotto. E a questo punto ci si aspetta un attacco sulle Alpi. Andiamo a vedere nelle slide successive. Superare le Alpi in quel periodo è una cosa piuttosto complicata. Allora, ci sono 6 passi alpini in grado di supportare i transiti su ruota, cioè attraverso questi passi alpini io posso far transitare le artiglierie destinate ad assediare Torino, Milano. In quel periodo 5 passi sono chiusi o controllati da fortificazioni permanenti o da fortezze o troppo impervi, o comunque le fortificazioni campali erano di tali dimensioni che erano sostanzialmente equiparabili a una fortezza, e rimane un unico varco, la Val Varaita. Andiamo avanti. La Val Varaita e la Valle Stura di Nemonte. Cosa decide di fare Conti? Di lanciare non meno di 6 finti attacchi, o meglio 5 finti attacchi in realtà, e quelli principali saranno lanciati contro il Monginevro e il Moncenisio e contro la Val Varaita, dove era stato lanciato l'attacco l'anno precedente, e sfondare la linea del fronte lungo la Valle Stura di Nemonte e puntare sul forte di Nemonte e poi su Cuneo. L'operazione riesce splendidamente, il piano di deception è talmente valido che le forze piemontesi andranno a difendere la Val Varaita e non la Valle Stura di Nemonte, ma in Val Varaita capita una cosa particolare. La colonna che deve fissare, quindi deve fare un finto attacco, non deve impegnarsi in maniera concreta contro l'avversario, va oltre quelli che sono i desiderata del comandante e il piano stabilito. E vediamo al punto 1 cosa succede in questa Val Varaita. Siamo nella zona del Monviso, per intenderci. Vengono mandate 2 brigate, una francese al comando del balivo di Givry e una brigata spagnola, che devono, questo è il piano, far cosa? Raggiungere il fondovalle e fissare le forze, il grosso delle forze sarde, nelle loro fortificazioni. 16 e 17 luglio. Il 16 luglio è l'avvicinamento, il 17 luglio è il D-Day, cioè il giorno delle operazioni. Avanti. Hanno un nuovo piano che è il seguente. Sostanzialmente Givry cosa dice? Visto che siamo stati così bravi ad arrivare fin qui, ma perché non proviamo ad attaccare le linee dell'avversario, a sfondare la linea principale delle sue fortificazioni? O è pazzo o estremamente ambizioso. Si rende conto però di una cosa, che le forze sarde sono estremamente statiche, non si muovono dalle loro fortificazioni. Allora decide di fare una cosa. Proviamo a rompere il fronte nel settore più importante di tutta la linea, una fortificazione su una cima nota come Montpassé, e il 19 luglio del 1744 decide di provarci. Andiamo avanti. Questi sono i percorsi che fanno, ed addirittura realizzano ex novo un sentiero in grado di aggirare i punti più scabrosi del percorso. Andiamo avanti. E queste immagini che vi mostro, non entriamo nel dettaglio della battaglia, ma è solo per rendervi conto di quali teatri di operazioni questi uomini nel XVIII secolo affrontavano, qualcosa di tutto simile a quello che poi avverrà nel corso della Prima Guerra Mondiale nelle Dolomiti. Questo è proprio questa costiera, si chiama costiera di Pietralunga, siamo a circa 2700, quasi 2800 metri. Vedete i punti che sono stati attraversati dalle truppe francesi, sono proprio calati dal canalone noto come Passo del Chat, Passo del Gatto per intenderci, mentre sull'altro lato questo attacco doveva fissare le forze piemontesi per permettere al grosso delle truppe di attaccarle frontalmente. Andiamo avanti. Questo è un dettaglio dell'attacco come è stato condotto a tutti gli effetti dei francesi la mattina del 19 luglio 1744, avanti. E questo è il canalone che una task force di granatieri francesi, comandati da uno dei più celeberrimi ufficiali del XVIII secolo, François Chavert, l'eroe di Praga, che poi
memoria di un aneddoto che abbiamo già raccontato in una live con te, Luca, Certo. hanno percorso verso il basso lungo questo canalone. Allora io l'ho percorso 3 volte, l'ho scalato, devo dire che ora non è impossibile da fare, però è relativamente facile per me che sono equipaggiato con l'attrezzatura alpinistica del XXI secolo. Immaginarlo di farlo con gli equipaggiamenti del XVIII secolo ci dà un'idea veramente di quale difficoltà gli eserciti del periodo erano chiamati ad affrontare e comunque affrontavano e combattevano. Quindi questo per dirvi una chiara dimostrazione di cosa gli eserciti del XVIII secolo, di questa guerra dei merletti, riuscirono a fare. La posizione piemontese viene travolta, come vedete dall'immagine, nel mezzo di un combattimento che comincia a essere connotato da una cortina fumogena data dalla nebbia che copre tutto il campo di battaglia. Andiamo avanti. Uno dopo l'altro cadono le postazioni avanzate delle forze piemontesi. Sul fondo della valle in alto a destra troviamo la città di Fossano, quindi più oltre Torino. Andiamo avanti. E alla fine i francesi decidono di dare l'assalto alla ridotta di Montpassé, con un'intera brigata e un reggimento d'appoggio alla loro destra. Andiamo avanti. Cosa succede? Che questa brigata che viene mandata all'assalto, quindi devono affrontare una fortificazione campale, per essere più velocemente, il più leggeri possibili, e ci rendiamo conto che in una situazione come quella bisogna essere leggeri, non si portano con sé le attrezzature da campo, soprattutto le asce, e quindi non riescono a sfondare le fortificazioni con un attacco diretto. Andiamo avanti. Questo è lo schema di manovra della brigata. Vedete che in una situazione estremamente complessa abbiamo veramente decine di migliaia di uomini, parliamo di parliamo di circa 6.000 uomini che vengono lanciati all'assalto, compressi in un territorio estremamente difficile. Andiamo avanti. Questo è l'attacco di Montpassé, e decidono di dare proprio l'attacco, di sfondare la linea principale di difesa sarda nel punto più importante. Vedete, Montpassé è proprio un dominio di quota sulla destra e sulla sinistra delle fortificazioni che poi scendono a chiudere tutti e due i solchi della Valle Varaita di Castello a sinistra e di Bellino a destra, mentre un reggimento va in appoggio. L'impatto nei confronti delle fortificazioni campali è sufficiente per sfondare la prima linea di difesa, ma non sufficiente per superare tutte le varie compartimentazioni interne della ridotta stessa. Succede che il combattimento rimane bloccato, cioè le truppe si affrontano a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, senza riuscire i francesi a sfondare e i piemontesi ad annientare l'avversario. Si vedono, o meglio, si sentono ma non si vedono. I francesi decidono di non abbandonare la linea, nonostante gli ordini che ricevono, perché sanno bene che nel momento in cui gireranno la schiena e fuggiranno, si rompe quel contatto visivo tra i due contendenti e sapranno che in quel momento diventeranno veramente degli animali da abbattere per i difensori. Addirittura mentre il comandante francese dice: "Oh, ritiratevi", gli ufficiali getteranno le bandiere oltre il parapetto, quindi addirittura nelle posizioni tenute i piemontesi, per invitare la truppa ad attaccare. Quindi o si avanza o l'alternativa è la distruzione. Sono fortunati, quindi la situazione come poteva essere una ricostruzione dentro la ridotta, fuori dalla ridotta invece è una distruzione totale. Soldati che cercano di fare fuoco, di avanzare e subiscono il fuoco di ritorsione sardo. Andando avanti, vediamo che a un certo punto il reggimento che era stato mandato in appoggio per fissare le posizioni sarde sul fondovalle, il reggimento Travers-Grison, risale il fianco della montagna e colpisce sul fianco la ridotta piemontese. È la cosa che cambia completamente il risultato della giornata. Queste nuove forze fresche, che sebbene subiranno delle perdite veramente impressionanti, tra cui anche il comandante stesso del reggimento verrà ucciso nelle fasi iniziali dello scontro, provocheranno la caduta della ridotta stessa, come appunto vedremo nelle immagini successive. Gli svizzeri risalgono la montagna, impattano contro il fianco della ridotta e vediamo come proprio questa ridotta in maniera piuttosto repentina cederà, consentendo la vittoria alle forze francesi. Vedete, questo è lo schema con i francesi che travolgono le difese sarde e mettono in rotta altri 2 battaglioni. Perché è importante conoscere questa battaglia?
Perché prima di tutto, sebbene viene presentata come l'inutile strage di Pietralunga, viene riconosciuta come battaglia di Pietralunga, in realtà imporrà una sudditanza psicologica nei confronti dell'esercito sardo nel proseguo di tutta la guerra. Ogni volta che i due contendenti si troveranno, i sardi saranno molto più restii ad ingaggiare lo scontro e i francesi saranno ben propensi ad affrontarli, perché sanno già che la vittoria potrebbe essere più semplice di quella che ritenevano in precedenza. Questa maniera di ragionare verrà poi andrà a infrangersi nella parte finale del conflitto, nella battaglia della Sierra. 1. Battaglia di Pietralunga. 2. Cade il forte di Demonte dopo un breve assedio nella Valle Stora di Demonte. 3. Viene investito la città di Cuneo. 4. L'esercito sardo cerca di rompere l'assedio di Cuneo attaccando il 30 settembre del 1744 le forze del principe di Conti a Madonna dell'Olmo. Questa è la città di Cuneo che viene difesa, direi in maniera molto efficace, dal generale Leutrum, e questa è la battaglia di Madonna dell'Olmo. 1. I sardi cercano di sfondare la linea difensiva che le forze franco-spagnole hanno realizzato, vengono contrattaccati e la prima linea che vedete disegnata cade completamente. La disfatta è comunque impedita da un attacco, o comunque viene impedita dal fatto che l'exploitation dovrebbe essere dato dall'attacco della cavalleria alleata franco-spagnola, ma il terreno molto compartimentato, la presenza di cavalli di Frisia che vengono allestiti dalle forze sarde di Carlo Emanuele III e appunto la difficoltà del terreno rendono queste cariche estremamente lente, prevedibili. Alla fine si decide di abortire nei confronti di questo attacco e la battaglia va in stallo con le forze piemontesi che decidono di ritirarsi. Vero è che, pur trattandosi di una vittoria tattica franco-spagnola, è una vittoria strategica piemontese, dal momento che questo scontro dimostra che Cuneo viene soccorsa, nel senso vengono portati in città dei rinforzi, nuovi vettovagliamenti, e si capisce che non si riuscirà a conquistare la città per l'anno 1754 e Conti decide di ritornare in Francia. Questa campagna appunto è un fallimento. Per le forze sarde è la tenuta del sistema. 1. Cuneo viene alla fine liberata. 2. Il forte di Demonte viene rioccupato entro la fine del 1754. Le forze del principe di Conti devono ritornare nelle loro basi di partenza nel Delfinato. Chiaramente succedono altre cose. Maria Teresa ci prova a riprendere Napoli? Sì, certo che ci prova. Mentre il Regno di Sardegna resiste all'attacco delle forze congiunte franco-spagnole, gli austriaci arrivano a ridosso del Stato Pontificio e in un luogo chiamato Velletri vengono di fatto fermati e non è possibile proseguire oltre. Oltretutto il braccio logistico è talmente lungo che questi eserciti asburgici partono con con delle dimensioni sufficientemente importanti per poter essere una minaccia credibile, ma lungo la strada incominciano a perdere uomini, mezzi, fino ad arrivare al punto culminante dell'azione a essere in inferiorità numerica, e a questo punto, dopo lo scontro di Velletri, sono costretti a ritornare. E nel frattempo, punto 3, Federico II ha deciso di non rimanere con le mani in mano e una nuova guerra si sta preparando per l'anno successivo. E questi sono i fronti di guerra per il 1745. L'Italia, perché non è finita qui, punto 4, ma 1. Federico II torna in forze. 2. Le Fiandre, ricordate lo sbarco che doveva essere fatto in Inghilterra? Quelle forze non rimangono inoperose ma vengono lanciate in un'offensiva terrestre contro i Paesi Bassi asburgici e la Repubblica d'Olanda, che si è unita all'Inghilterra. 3. Perché no un bello sbarco in Inghilterra comunque e nonostante tutto? Chiedo scusa, io uso il termine franco-piemontesi, scusate, sardo o piemontesi. Allora, la dizione esatta è Regno di Sardegna, quindi l'aggettivo è sardi. Utilizzo anche molto spesso il termine piemontesi per renderlo di immediata comprensione. Sì, Piccola nota a lato. Andiamo avanti e vediamo che cosa capita.
Federico dice, sì, mi hanno dato la Slesia, ma non sono così sicuro che Maria Teresa non voglia riprendersela. Certo che ha ragione, Maria Teresa se la vuole riprendere, anche se in questo momento non ne ha le forze sufficienti. Tipico di Federico, lancia una guerra preventiva, seconda guerra di Slesia, 1744-1745, invade il territorio asburgico, conquista Praga per un certo periodo, torna indietro. L'anno successivo, 1745, combatte in ben 4 occasioni Hohenfeldberg, Sohr, Hennersdorf e Kesselsdorf, che sarà la battaglia decisiva, 4 scontri che di fatto annienteranno la volontà austriaca di riprendersi con le armi la Slesia per l'anno 1744, per la campagna 44-45. La battaglia fondamentale è quella di Kesselsdorf, dove Federico non è presente, ma è presente un personaggio che abbiamo incontrato in 2 live fa, nella guerra di successione spagnola, il principe di Alt-Dessau, che sarà lui che guiderà l'esercito prussiano alla vittoria decisiva per la difesa della Slesia. Ciò non di meno, il 25 dicembre del 1745, pace di Dresda, e la Slesia rimane saldamente nelle mani di Federico. Sì, dobbiamo ricordare oltretutto che nello stesso anno, se non ricordo male, nel febbraio del 1745 ci fu anche la pace di Füssen tra Maria Teresa da una parte e i Wittelsbach dall'altra, cioè io, Maria Teresa, evito di invadere la Baviera, tu però in cambio mi riconosci appunto la corona imperiale, ma nella persona, come ho detto inizio live, del marito Francesco Stefano di Lorena. Di modo che così lei avrà sì il potere imperiale, ma come imperatrice consorte. Esattamente. Detto questo, andiamo oltre. E in più Carlo Alberto, il Wittelsbach che aveva insediato il trono imperiale, era nel frattempo morto di podraga, di malattia, e praticamente si era anche autoeliminato uno dei principali ostacoli alla pace. Citiamo veramente la battaglia di Hohenfeldberg, perché diventerà celebre per la marcia che Federico scriverà in onore di questo scontro, scontro che viene deciso dal suo vecchio reggimento, che il padre aveva mandato a comandare un reparto, dovrebbe essere il reggimento numero 15, ma cito memoria, sicuramente sbaglierò, e diventerà un reparto della Guardia, attraverso un attacco alla baionetta. Poi vedremo bene come è fatto questo attacco alla baionetta, punta direttamente verso le linee avversarie e dopo un breve scontro sfonderà la linea principale di difesa austriaca, penetrando in profondità nel dispositivo avversario. Splendida overture di questa giornata. Credo sia il 5º reggimento. Quindi. Però, se c'è qualcuno perché ho visto un commento, comunque. L'unica cosa è che di solito non viene citato che ai lati i reggimenti d'appoggio hanno garantito una sufficiente potenza di fuoco per poter ammorbidire in maniera importante la linea austriaca, e quindi l'avanzata cosa ha fatto? Ha provocato il collasso della linea austriaca e quindi la sua avanzata. Non di meno, nell'immagine successiva, vediamo la splendida tela che Röckling ci ha consegnato con l'avanzata del reggimento quinto o quindicesimo alla battaglia di Hohenfeldberg. Quadro che purtroppo era conservato in una delle sale del reggimento Guardie a Potsdam e che purtroppo la guerra ha distrutto. Ok, Mauro ci dice quinto reggimento, grazie infinite Mauro. Che purtroppo è andato perduto, e queste sono delle litografie a colori che venivano realizzate, e almeno ne abbiamo una testimonianza. Lasciamo il nostro Federico a godersi della Slesia e vediamo cosa succede nelle Fiandre. Nelle Fiandre l'esercito francese viene affidato a un generale molto capace, Maurizio di Sassonia, il quale si impegna in una durissima campagna dove deve praticamente combinare sia la guerra d'assedio che la guerra campale. Praticamente questa zona è letteralmente ricoperta da fortezze, da fortificazioni permanenti, e quindi bisogna avanzare, assediare, difendersi da eserciti che vogliono soccorrere queste fortezze, nuovamente avanzare, assediare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dal 45, 46 e 47 sarà una lentissima guerra di posizione fino a raggiungere la città di Bergen op Zoom,
che è già in territorio olandese, la quale verrà assediata, presa d'assalto e sostanzialmente saccheggiata, provocando un'enorme ecatombe di civili, al punto che la scelta di Luigi XV sarebbe stata la seguente: o lo promuovo maresciallo di Francia, parlando di Maurizio di Sassonia, o lo faccio impiccare. Naturalmente scelsero la promozione al fine di evitare poi uno scandalo a livello europeo, però dal punto di vista dell'immagine il sacco di Bergen-op-Zoom non fu esattamente edificante per l'esercito francese. Non di meno è stato l'ufficiale che ha ottenuto più successi dall'epoca di Turenne. Dal punto 1 avete visto, comunque deve affrontare un'armata coalizzata olandese, inglese e austriaca che ovviamente iniziano a contendere lì il passo. Il luogo, la battaglia celeberna, ne fa varie, ma la più importante è quella di Fontenoy, 11 maggio 1745. Ce la ricordiamo per due ragioni. Una dal punto di vista tattico, che è veramente la morte, ma poi questa cosa sarà poi, ahimè, ribadita sul campo di battaglia nella guerra dei 7 anni, del concetto di colonna contro linee di fanti in grado di sviluppare in pieno la loro potenza di fuoco. Dopodiché celeberna per il noto, e ormai ne avevamo anche parlato, se non ricordo male, episodio dello scambio di convenevoli tra il conte di Interroche e Lord High delle guardie inglesi. Sostanzialmente cosa avviene? Che la colonna inglese riesce a sfondare la linea di fanteria francese, soprattutto la linea tenuta dalle guardie francesi, per poi essere contrattaccata. Prima di aprire il fuoco, e dovrebbe esserci un'immagine successiva, ma non mi ricordo se l'ho messa, sì certo, eccoci, le due linee si avvicinano e i francesi invitano gli inglesi a far fuoco prima di loro, dal momento che l'etichetta non consente, o l'etichetta o la dottrina non concede loro di aprire il fuoco in anticipo. Gli inglesi non se lo fanno ripetere e i soldati che in primo piano che vedete del reggimento Garde Français entro pochi attimi saranno tutti stesi a terra, morti e feriti. In realtà è un po' diverso, è un aneddoto riportato da Voltaire, molto romanzato, ma è un pochino differente. Cosa succede? Che la vista non era così ottima come vedete in questo quadro, realizzato poi nell'Ottocento. Il fumo del combattimento già avvolgeva il campo di battaglia. Improvvisamente gli inglesi si trovano davanti ai francesi, Lord Hay invita i suoi a distruggere le guardie francesi e addirittura sbeffeggia i francesi che sono davanti a loro e dice: oh, ma questa volta invece di fare come Dettingen che siete fuggiti, cercate di tenere la vostra posizione. Il fuoco, comunque la disciplina di fuoco inglese è tale che in pochi attimi il fronte francese viene completamente annientato. Chiaro è che poi la battaglia avrà una sua evoluzione e alla fine la vittoria sarà per le armi di Francia. Andiamo avanti. A proposito di Francia, c'è lo zampino francese. Esatto. E a proposito di quanto ci piace cercare di sbarcare in Inghilterra, ci provano. Allora, ci provano in che modo? In maniera, potremmo definirla, asimmetrica. Allora, praticamente, poi ti chiedo soccorso Luca, Bene. Qui abbiamo il giovane pretendente a cosa? Non al trono di Scozia, come spesso si confonde, ma al trono d'Inghilterra. Gli Stuart erano stati detronizzati nel corso della gloriosa rivoluzione della fine del XVII secolo, però avevano sempre mantenuto una certa propensione a voler tornare sul trono inglese. L'occasione in questo caso come la ritrovano? La ritrovano dal fatto, scusate, tanto la rivoluzione giacobita del 1745-46, la trovano grazie all'impegno francese che cercano appunto di aprire un fronte interno all'Inghilterra stessa. Vi ricordate che nel 1944 volevano sbarcare un esercito, nel 1945 sbarcano un piccolo contingente e sbarcano anche il nostro caro Edoardo, che fomenta una rivolta in Scozia contro la dinastia degli Hannover. Ci riesce in parte perché ci sono dei forti malcontenti di ordine sociale, prima ancora che dinastico. Quindi a Prestonpans, 1745.2, riescono a sconfiggere l'esercito inglese stazionato nel settore nord dell'arcipelago inglese, addirittura cercano di raggiungere Londra, arriveranno fino alla città di Derby e poi torneranno verso nord, fino a combattere la battaglia decisiva in un luogo chiamato Culloden Moor, dove la potenza di fuoco britannica
insegnerà a tutto il mondo che, per quanto coraggiose, le cariche all'arma bianca sono sempre piuttosto pericolose da condurre. E l'insurrezione giacobita finisce sostanzialmente in un fallimento strategico da un punto di vista francese, e il povero Stuart morirà in esilio, se non ricordo male, addirittura a Roma, dove è sepolto oggi. Tra l'altro, due piccole ma brevissime cose. Allora, magari non questo periodo, ma quello leggermente più antecedente è raccontato anche nel film di Rob Roy, che ovviamente, insomma, vi consiglio comunque di darci un'occhiata, ma specialmente gli Stewart brevemente torneranno in realtà al trono, tra l'altro come prima imperatrice di Gran Bretagna con la regina Anna, però ovviamente memory però del fatto che ci fu l'Act of Settlement prima per effettivamente intronizzarla. Una volta morta lei, si passerà ovviamente alla dinastia degli Hannover, da dove appunto deriva la dinastia, perché avevano anche quel territorio all'interno del Sacro Romano Impero, comunque gli inglesi, e quindi di conseguenza, tant'è che se non ricordo male il primo, Giorgio I, non sapeva nemmeno l'inglese, cioè parlava di fatto principalmente in tedesco quando arrivò effettivamente al trono inglese. Detto questo, andiamo avanti. E riprende la campagna in Italia. 1745, un modello per Napoleone. Perché diventa un modello per Napoleone? Napoleone studierà questa campagna nel 1796 per aggirare a sud il bastione delle Alpi. E come vedremo nell'immagine successiva, il superamento di questo bastione, del bastione alpino, quindi dell'arco delle Alpi occidentali, non poteva avvenire se non con l'aiuto, il sostegno della Repubblica di Genova. Repubblica di Genova che non solo concede il passo alle forze francesi e spagnole, ma garantirà anche un appoggio militare, quindi appoggio logistico, e addirittura l'esercito genovese viene aggregato alla forza di invasione. Vediamo se riusciamo a vedere l'immagine. Ecco qua. Sì, eccolo. Perfetto. Uno si passa lungo la riviera di Ponente, utilizzando i passi degli Appennini a nord di Genova, si scenderà nella pianura piemontese. 2, la battaglia decisiva sarà quella di Bassignana del 27 settembre 1745, ed è decisiva nel punto in cui le forze del Regno di Sardegna vengono separate da quelle austriache. Le forze sarde vengono anche fissate in Piemonte. Punto 3, dall'invasione della Val di Susa da parte francese. È una piccola operazione secondaria, ma servirà a distogliere delle importanti aliquote sarde dal fronte principale nel Piemonte orientale e fissarle sulle Alpi. In questo caso Maillebois riesce a, prima di tutto, sconfiggere i sardi, e qui vedete, grazie a quella tattica delle colonne che viene provata a Villefranche con un successo parziale. Viene provata in Val Varaita e funziona benissimo, viene riprovata a Bassignana, e qui le colonne francesi riescono a di fatto frantumare in vari settori il fronte sardo, anzi austro-sardo, perché ci sono anche delle forze austriache, e a costringere precipitosamente ad abbandonare la linea difensiva attestata lungo il fiume Tanaro. Queste mappe sono tratte dall'Atlante in bianco e nero della relazione ufficiale della campagna del Maillebois nel 1745-46 in Italia. E entriamo nell'autunno del 1746. Nell'autunno 1746 cosa abbiamo? Abbiamo un importante esercito spagnolo e francese che ormai ha superato il bastione alpino, è entrato in Lombardia, ha conquistato Milano. Resiste in Milano il castello sforzesco, la guarnigione austriaca non ha ceduto. Quindi 1, Milano occupato; 2, i sardi sono veramente messi alle corde, addirittura Carlo Emanuele III pensa seriamente a una pace separata, ma 3 e 4, Maria Teresa, ricordate, ha fatto la pace con Federico, può spedire importanti aliquote di truppe in Italia, e per la primavera del 1747
1746 si prepara la riscossa. Pace con la Baviera di cui parlavi tu, 6 maggio 1745, l'Austria. Sì, io avevo detto febbraio, invece è maggio, comunque grazie per la correzione. Così abbiamo proprio sancito questa cosa, ed è fondamentale perché chiuso il fronte prussiano, chiuso il fronte bavarese, è veramente il pendolo della bilancia, il pendolo dello sforzo austriaco in Italia. Chiusi questi fronti, veramente decine di migliaia di uomini possono scendere in Italia. 16 giugno 1646 viene combattuta la battaglia decisiva che di fatto decide le sorti del fronte italiano. Le forze francesi, nuovamente con quella tattica delle colonne, truppe messe in colonna che vengono lanciate contro le linee, contro il dispositivo lineare avversario, addirittura colpiscono quasi a rovescio le forze austriache che stanno controllando la città di Piacenza, che è sotto assedio. Nel frattempo Piacenza era stata occupata dalle forze in Maillebois. Quasi le prendono a rovescio, ma vedete cosa succede? Che le forze austriache si ribaltano, punto 2, e contrattaccano queste colonne al punto 4. Chiaro che la colonna mi consente una forte velocità sul campo di battaglia, ma non mi garantisce una sufficiente potenza di fuoco. Ed ecco che questo scontro sostanzialmente, che era estremamente promettente per le forze borboniche, si riduce non solo in un sanguinoso scacco, ma è la battaglia decisiva che di fatto provoca perdite importantissime nelle forze franco-spagnole che devono precipitosamente abbandonare il nord Italia. Andiamo avanti. E mentre i piemontesi, grazie alla figura del generale Leuthold, che di fatto scala le vette del comando e diventa il comandante in capo delle forze sarde nel corso dell'ultima parte della guerra di successione d'Austria, Milano viene liberata dalle forze spagnole, si scende lungo la riviera Ligure, viene conquistata Genova e si respingono gli avversari fino oltre la Provenza. Genova viene conquistata, ma le richieste austriache di sovvenzionare il conflitto e anche le richieste di, come possiamo definirle, di pagare, di avere una sorta di riscatto nei confronti della presenza austriaca in città, quindi le tasse di guerra sono talmente esose che esplode la rivolta, la nota rivolta fomentata dalla questa figura semi-mitologica di Balilla, che provocherà l'espulsione degli austriaci dalla città stessa. E che sarà menzionata anche nel nostro inno, tra l'altro nell'inno di Mameli. Esattamente, in realtà poi piccola nota, quando nel 1906 il comune di Genova aveva fatto un'indagine per cercare eventualmente anche gli eredi di questa figura, si scoprì che il personaggio in questione era noto nella suburra genovese col nome di Mangiamerta, tanto per dire lo status sociale di questo personaggio. Infatti poi hanno deciso di non proseguire in una ricerca così accurata degli ultimi reti. Non di meno è stato come dire l'innesco di una rivolta che era già stata pianificata nei giorni e nelle settimane precedenti dalla borghesia e dalla piccola nobiltà genovese. Forse è stato anche meglio così. Sono stati anche lungimiranti in passato quando hanno detto benissimo, blocchiamo ad un certo punto il nostro inno, almeno per quanto riguarda le partite, perché insomma parlare del Balilla, Mangiamerta, poi ovviamente la figura di Balilla fu traslata anche nell'epoca del ventennio, quindi figuriamoci. Tornando, scusami, a fare un passo indietro, perché la questione del quindicesimo reggimento, allora ti confermo che effettivamente era il 15° ed era il 6º Grenadier Guard, e infatti poi anche lo stesso Mauro dà appunto l'errata corrige, e quindi io intanto vi ringrazio anche per queste chiedo scusa io a voi, perché dovrei ricordarmelo, visto che l'ho citato addirittura nel volume Potenza di Fuoco, ho scritto anni fa, ma la memoria veramente sta prendendo i colpi. Torniamo comunque alla nostra successione d'Austria. I piemontesi ne approfittano e vanno
vanno a occupare uno dei loro obiettivi strategici di questo conflitto, che è il porto di Savona. Dall'1 al 18 dicembre viene assediato il forte Priamar di Savona, che qui vedete raffigurato in uno dei particolari di uno dei quadri, appunto, ecco anche questo un inedito che viene presentato per la prima volta. Il forte Priamar cade e i Savoia possono finalmente mettere le mani su un porto decisamente più capiente e capace rispetto a quello di Villefranche, che viene a sua volta rioccupato. Il problema tattico e operativo di Genova. Genova è una città molto grossa per gli standard del XVIII secolo, in più è circondata da una sorta di triangolo isoscele ricoperto da fortificazioni. Allora, le mura di per sé non sono una gran cosa e sono facilmente si può aprire una breccia piuttosto velocemente, perché non è, ripeto, non sono opere piuttosto massicce. Il problema è che sono circondate da tutta una serie di creste montuose ricoperte da fortificazioni campali che richiedono un enorme sforzo bellico e un'ingente quantità di uomini per poterle occupare una dopo l'altra e procedere all'assedio della città stessa. Ecco che gli austriaci, che si sono accollati l'onere di vendicare l'affronto della rivolta di Balilla, non hanno le capacità operative e materiali di poter assediare in maniera efficace Genova. In più, Luigi XV manderà uno dei principi di sangue, Noil, a organizzare la difesa genovese per dimostrare a tutto il mondo che Luigi XV e quindi la Francia non vuole che la città cada nuovamente nelle mani austriache e Genova non cadrà nelle mani austriache. E arriviamo nell'inverno 1747-1748. Siamo nel tuo anno, perché qua c'è la Sietta. E qua c'è la mitica, mitologica, fantastica, meravigliosa Sietta, che ha un impatto notevole su di noi, ma non tanto su ciò che avverrà. Allora i francesi decidono di giocarsi l'ultima carta. Che cos'è? Non è arrivare a Torino o Milano, ma ottenere almeno una fiche da giocare poi sul tavolo delle trattative di pace. Cosa sarà questa fiche? Il forte di Exil. Era uno dei forti che avevano ceduto al Piemonte con il trattato di Utrecht. Questa è la situazione operativa e vedete che l'elemento principale è dato da cosa? Dalla difesa della Riviera Ligure. È lì che i piemontesi e poi gli austriaci concentreranno i loro sforzi. I francesi ne approfittano e dicono proviamo appunto a dare l'assalto al forte di Exil. Andiamo avanti. Ed ecco che questo è il capo di Stato Maggiore dell'armata francese, all'epoca affidata ai due fratelli Belle-Île, Pierre-Joseph Brousset, noto anche come uno dei fondatori dei moderni Stati Maggiori, che pianifica questo assalto al forte di Exil. Cosa serve per prendere il forte di Exil? Il controllo delle montagne che circondano appunto questo forte, che è collocato nel fondovalle. Andiamo avanti. Il forte di Exil, che tra l'altro è visitabile, è un'interessante fortificazione oggi ricostruita della prima metà dell'Ottocento, tra l'altro è un forte in appoggio delle fortificazioni più importanti che sono al di là delle Alpi, nell'Essonne. È una bellissima trappola per cannoni, cioè per proiettili. Messo in fondo al fondovalle, basta controllare le cime che circondano la fortificazione e la resa del forte è una questione di ore. I francesi lo sanno, come lo sanno i piemontesi, e tutta la partita si giocherà per il controllo delle alture che circondano questa fortificazione. L'altura principale è questa sorta di altipiano noto come altipiano della Sietta, da francese assiette, piano. Andiamo avanti. Dall'11 al 14 luglio i francesi iniziano a spostare le truppe dalla Provenza verso nord, quindi verso la loro base logistica di prima Mont-Dauphin e poi Briançon. Piove, quindi dal punto di vista dell'aspetto meteo la situazione è drammatica. Andiamo avanti. Dal 15 al 16 luglio i francesi sono circa tra i 20 e i 25 mila uomini, superano la frontiera, iniziano a scendere lungo l'alta Val di Susa. Andiamo avanti. Incominciano a subire i primi problemi. La neve, soprattutto in quota, qui raggiungono anche alcuni punti dove devono scendere fino ai quasi 3.000 metri di quota. La pioggia diventa neve e la colonna che avrebbe dovuto circondare, comunque girare il forte da nord, è costretta a ritornare sui suoi passi. E abbiamo il primo scacco per i francesi, quindi il primo fallimento operativo, se volete.
Non di meno proveranno lo stesso dall'assalto alla Sietta. Andiamo avanti. Il 18 luglio le 3 colonne principali, Desmailly, Belle-Île e Villemur, si concentrano nei pressi del Colle della Sietta, proseguiamo, e finalmente il 19 luglio abbiamo questo scontro. I piemontesi nelle ore precedenti, osservando quelli che sono i movimenti, iniziano a concentrare tutte le loro forze principali nella zona e sono tutto quello che hanno, perché avete visto nelle immagini precedenti che l'esercito sardo è concentrato a sud. Proseguiamo. Questo è il piano francese di conquista del Colle, sostanzialmente è una manovra a tenaglia su 2 lati, quindi il Villemur e il Darnot e Desmailly, che devono sostanzialmente attaccare su 2 lati il campo trincerato piemontese. Proseguiamo. Questo assalto a fortificazioni campali è possibile solo attraverso l'uso di cannoni. Allora, il cannone, parliamo tra l'altro, qui siamo sulle Alpi, avete visto bene anche le immagini precedenti di Pietralunga, siamo su montagne piuttosto difficili. I francesi se lo portano su queste montagne, solo che arrivano molto tardi. L'intelligence francese sa che stanno arrivando dei rinforzi, o comunque arriveranno. I rinforzi arriveranno nell'ordine di giorni. Il comandante in capo francese, il cavaliere di Belle-Île, è convinto che arriveranno in una questione di ore e quindi decide di lasciare nelle retrovie i cannoni che lentamente si stanno aprendo la strada verso la cima delle montagne, e questi cannoni che sono decisivi per aprire una breccia nelle fortificazioni campali non saranno presenti in questa battaglia. Questo è il game changer in negativo di questa battaglia. Proseguiamo. Questo è il piano, ecco, questa è un'immagine che dà un'idea della difficoltà veramente importante del campo di battaglia della Sietta e delle manovre che i francesi con le loro tipiche colonne alla Follard stanno organizzando tutti intorno al campo trincerato. Avanti. Questo è l'attacco di fissaggio, così possiamo definirlo, delle forze principali austro-sarde presenti sul campo di battaglia. Avanti. E questa è la manovra che dovrebbe essere decisiva, cioè quella del colonne del generale Villemur, che aggira da sud tutto il campo trincerato piemontese e va a colpire il posto comando del conte di Bricherage sulla cima del Grand Serre. Andiamo avanti. Questa è dal terreno la marcia dei francesi, tanto per dirvi, ripeto, in questa zona vengono messi in movimento decine di migliaia di uomini che devono essere mandati nelle giuste direzioni, coordinati i movimenti con le altre colonne e quindi con un preciso assetto di tempo e distanze riuscire ad essere tutti nello stesso momento sulle linee d'attacco. Queste sono le linee di partenza, invece è sotto il punto d'attacco nei confronti del primo reggimento guardie, che poi diventerà celebre nel corso della battaglia per il presunto rifiuto di abbandonare la propria posizione. Andiamo avanti. E qui abbiamo la battaglia stessa. Succede che nel pomeriggio, verso le 16:30, il comandante in capo francese, il cavaliere Belle-Île, non ha più pazienza e teme l'arrivo dei rinforzi austro-sardi sulle montagne, rinforzi che non ci sono, e dà l'assalto. Ora, cosa capita? Mentre a Pietralunga avete visto queste colonne alla fine riescono a superare le difese sarde, qui alla Sietta le fortificazioni campali sono di una tale qualità e di una tale dimensione che non è possibile superarle con un attacco frontale di fanteria. Serve un appoggio importante dell'artiglieria campale, ma artiglieria che non c'è. Il risultato di tale operazione sarà che questa fanteria impatterà letteralmente contro i muri dei trinceramenti, ma di fatto non potrà proseguire, rimanendo fissata per ore sotto le posizioni avversarie e finendo letteralmente macinata dalla potenza di fuoco del nemico. Questo capita alla testa della Sietta nel primo attacco delle 16:30, avanti. Qui vedete dal lato il movimento delle forze verso le posizioni tenute dalle 2 compagnie d'élite del reggimento Guardie e del reggimento Casale, dei granatieri, avanti. E la stessa cosa capiterà sulla colonna del generale Desmailly,
che, se andiamo avanti nel proseguo della slide, vedete in che razza di zona è andato a cacciarsi. E A sta per Engagement Area, e vedete che le due aree si sovrappongono e raffigurano molto bene il campo di tiro sovrapposto, ovviamente in una zona estremamente battuta dal fuoco delle armi individuali dei fanti austrosardi, una zona che sarebbe stato meglio evitare, e i francesi decidono esattamente di infilare uno dei loro attacchi proprio in quell'area. Andiamo avanti. Il primo attacco in parte riesce perché vengono sloggiati delle forze avanzate che erano state collocate nel lato destro del trinceramento, e uno dopo l'altro i vari battaglioni vengono mandati in colonna a cercare di sfondare la linea principale del trinceramento. Chiaro che la disposizione tattica dei francesi, la qualità delle fortificazioni campali e le tattiche di fuoco delle formazioni sia austriache che piemontesi sono tali che questi assalti, per quanto numerosi, coraggiosi, ben condotti, sono destinati uno dopo l'altro al fallimento. Il primo, come vediamo qua nell'immagine. Ora, questo è come lo vediamo sul terreno, per dare anche un'idea delle difficoltà del territorio in questi combattimenti in alta quota nel XVIII secolo. Avanti, nuovamente preso dal terreno, e l'immagine non dà in realtà un'idea ben chiara di quello che è il gradiente di salita di questo pendio. È molto ripido, Io mi sento molto affaticato, cioè sto solo a guardarlo. Siamo nell'ordine tranquillamente di 40 gradi, perché veramente, soprattutto nella parte finale, il terreno ce lo troviamo proprio davanti alla faccia, e possiamo immaginare che mentre saliamo abbiamo le truppe attestate lungo queste linee fortificate. Qui il trinceramento è una linea di pietra che ormai si legge benissimo sul terreno, ma non è molto elevata, vi dà proprio un'idea dell'impossibilità dei francesi poter veramente cercare uno sfondamento credibile di questa linea fortificata. Avanti, e la colonna dei Mailly viene letteralmente macellata dal fuoco. Pensate che nessuno dei francesi nessun francese è riuscito in questo settore anche solo a raggiungere con la punta della propria baionetta il trinceramento avversario. Parliamo di qualcosa come migliaia di morti nell'ordine di pochi minuti, perché le azioni di fuoco duravano in questo caso dai 20 ai 30 minuti a ogni singolo attacco. Chiaro che dopo un'ora di scontri tutta la potenza, tutta la forza numerica della colonna si è sostanzialmente esaurita. Parlavamo di circa 5.500-6.000 uomini. Questo è un quadro che appunto raffigura, l'immagine poteva esserci un trinceramento con la detonazione, sembra un quadro impressionista, in realtà è tratto dal quadro che avevamo visto della battaglia di Casteldelfino, si vedono le bandiere dei reparti sabaudi, la detonazione dei fucili e il fumo di colore azzurrino che sta avvolgendo le posizioni avversarie. Anche l'ultimo attacco, per quanto numeroso, alle 17:20, quindi siamo meno di un'ora dopo dall'inizio degli scontri su questo settore, con un apporto numerico di un certo tipo. Vediamo qui almeno 8 battaglioni più delle compagnie di rinforzo, sostanzialmente va incontro a un destino del tutto simile a quello degli attacchi precedenti. Se proseguiamo, vediamo quello che dovrà essere lo sforzo principale. Nel frattempo, il comandante in capo francese, il cavaliere di Belle-Île, perde completamente, non dico il senno, ma vede le sue truppe migliori distrutte dal fuoco avversario. Decide di andare a vedere di persona cosa sta succedendo, fa afferrare al suo aiutante di campo una bandiera, si recano verso la posizione centrale del campo trincerato, questa testa della Sietta o butta dei granatieri, come verrà chiamato successivamente, e attraversando il campo di tiro dell'avversario verrà prima ferito al braccio, e trattandosi di un proiettile di un buon calibro, quindi parliamo di un 17 mm, quindi sono palle di piombo di una certa dimensione, riceverà prima una ferita invalidante al braccio destro e dopodiché verrà colpito direttamente alla testa a distanza ravvicinata, uccidendolo sul colpo. A questo punto i francesi perdono anche il comandante in capo e lo scontro praticamente è già deciso. Rimane ancora un elemento fondamentale da giocare per loro, che è l'attacco decisivo verso il Grand Seren, che è la quota principale che domina questo campo.
Questo è come viene pianificato dal Vilmur, ma tra la pianificazione e cosa viene sul campo ci sono delle belle differenze. Andiamo avanti. Eccomi. I sardi iniziano a spostare riserve sul settore minacciato del campo trincerato, chiaro, iniziano a prepararsi a parare il colpo, avanti, e il Velmur alle ore 19 lancia il suo attacco decisivo, quello che dovrebbe decidere la battaglia, ma la battaglia non viene assolutamente decisa a favore francese, perché il campo di battaglia è piuttosto aperto, quindi favorisce in pieno la potenza di fuoco dei difensori. Ne avevamo già parlato in una live precedente, in queste battaglie del XVIII secolo, chi riesce a disporre le sue truppe in una maniera sufficientemente valida per poter sviluppare la propria potenza di fuoco è destinato alla vittoria. E vedete che qua cosa succede? Pur essendo siamo molto alti come quote, perché parliamo di un 2500-2600 metri di quote, vedete che praticamente è come essere su un tavolo da biliardo inclinato, ma non presenta il benché minimo appiglio tattico. Non si muovono sulla destra perché vedete immediatamente a destra che tipi di precipizi ci sono. Quindi sono costretti ad entrare nell'engagement area sarda e lì, reparto dopo reparto, vengono macinati dalla potenza di fuoco avversaria. Cercano di fissare l'attacco i francesi sull'altro lato. Qui avviene il noto episodio del conte di San Sebastiano, che avrebbe dichiarato: mi rifiuto di abbandonare la mia posizione. In realtà sì, lo ha detto, ma ha rifiutato anche tanto di ritirarsi dietro ordine scritto. Ecco perché verrà premiato in vario modo, ma sostanzialmente gli daranno successivamente tutta una serie di comandi secondari, non avrà quella figura apicale nell'esercito che lui stesso auspicava. Fatto sta che dopo l'ultimo assalto francese, che vediamo nelle immagini successive, secondo assalto francese del Gran Seren, praticamente la potenza di fuoco espressa dai reparti sardi, che in quel settore sono tutti di mercenari svizzeri, sostanzialmente aprono letteralmente in due la linea francese, che si sposta a destra e a sinistra per evitare il fuoco dei difensori, e a questo punto praticamente la battaglia può considerarsi per loro persa, come appunto vediamo poi nelle immagini di riepilogo. Alle 23 rompono il contatto e si ritirano. Questi sono particolari del quadro della battaglia della Sette, che poi vedremo nella sua completezza più tardi. Quello che lascia impressionati noi oggi che studiamo queste battaglie, ma già lo potete trovare in tutti i libri di sintesi della guerra di successione d'Austria, la battaglia della Sietta chiude la narrazione presentando veramente le impressionanti perdite che i francesi hanno avuto in questa battaglia, che a percentuale sono le più alte di tutto il conflitto. Queste sono le perdite degli austro-sardi. 6.100 presenti, hanno avuto morti 72, feriti 101, quindi il totale poi delle perdite di 208, quindi una percentuale veramente bassa. Se andiamo a prendere quelli francesi, invece, sono veramente impressionanti. Su un totale di circa 20.000 uomini hanno avuto 1.174 morti, 3.929 feriti, per un totale di 5.103 perdite accertate. Siamo nell'ottica del 32%, quindi tenete conto che un'unità comincia a essere considerata poco non più valida al combattimento dopo che inizia a superare il 10-15% delle perdite. Immaginate questo esercito francese in che condizione si è trovato la mattina del 20 luglio dopo uno scontro di questa intensità in un teatro operativo estremamente difficile. Andiamo avanti, ormai ci avviciniamo alla conclusione. Io volevo aggiungere una cosa, che oltre a questa battaglia, che sicuramente fu un game changer anche della guerra, se allarghiamo un pochino più la nostra attenzione, specialmente sul contesto europeo, possiamo notare anche un'alleanza di fatto, già dal 1746, dell'Austria con la Russia, di Elisabetta Petrovna, che ovviamente sarà anch'esso di fatto intanto una cosa utile principalmente per l'Austria, per evitare di avere problemi sul fronte orientale, e non solo, permetterà poi nel 47, se non ricordo male, di stipulare quella che sarà la Convenzione di San Pietroburgo, che di fatto permetterà ai russi
di passare oltretutto i territori tedeschi del Sacro Romano Impero per andare verso il fronte, diciamo, di Fiandra e anche verso il fronte francese, cosa che ovviamente farà capire ai francesi, ok, forse è il momento di finirla qui, perché certo. non possiamo andare oltre, se anche c'è l'Austria, c'è la Russia, scusate, nel mezzo. Esatto, Vai. anzi, poi la Russia già nel 1945 aveva iniziato a mobilitare truppe da schierare verso i confini con la Prussia, in modo tale da calmare un attimo gli animi di Federico. In più c'è un altro elemento che qua non abbiamo presentato, altrimenti già ho messo fin troppa carne al fuoco e diventava più complicato parlarne. L'aspetto economico, nel momento che levare truppe di questo tipo significava contrarre debito che i paesi nel 1700, già nel 47 erano veramente alle corde e nel 48 non avevano più la forza finanziaria di poter garantire il prosieguo della guerra. Ed ecco che sono tutti contenti a un certo punto di fare la pace. I preliminari vengono aperti il 30 aprile. Appena Carlo Emanuele III, che veramente è fortemente indebitato, viene avvisato di questa cosa, in maniera unilaterale mette l'esercito sul piede di pace l'11 maggio. Gli austriaci ratificano i preliminari il 15 e alla fine anche avviene la sigla di un armistizio sardo-spagnolo il 18 luglio del 1748 stesso. Ma anche perché era morto nel frattempo Filippo V, era passato tutto a Ferdinando VI, se non ricordo male, che è suo figlio, che a un certo punto ha detto, vabbè, anch'io direi che abbasso le armi, perché piano piano, insomma, cercò di sempre di più secolarizzarsi di fatto dalla guerra, per evitare proprio esattamente. problematiche ulteriori. Al termine di questa serie di trattati preliminari, il 18 ottobre 1748 viene siglata la pace di Aquisgrana, che sembra mettere fine a questo periodo di conflitti europei. In realtà sappiamo bene che non è così, ma per il momento è come dire, si decide che le armi in questo momento non devono più far sentire la propria voce. Cosa cambia in Europa? Andiamo a vedere nella mappa europea cosa cambia. Avvengono delle cose importanti. La Slesia viene allora, chi perde e chi vince? Allora, perde l'Austria, ma perde nella misura in cui vengono persi dei territori. La Slesia entra a far parte del Regno di Prussia. Vengono ceduti dei territori strategici che da un punto di vista della dimensione sono poca cosa, ma sono molto importanti da un punto di vista economico. E mi spiego, vengono ceduti al Regno di Sardegna l'Alto Novarese, l'attuale provincia del Domodossola per intenderci, e la zona di Bobbio, ma in particolare l'Alto Novarese, che è il problema per l'Austria, dal momento che tutti i traffici commerciali da Milano verso il nord Europa passavano di lì. E la prima cosa che fanno in Savoia è imporre dei dazi, ecco una parola che torna nella storia, piuttosto importanti a tutto quello che riguarda la manifattura milanese. Chiaro che sono delle fonti di entrata importantissime per il Regno di Sardegna, ma altrettanto chiaro è che per il Ducato di Milano diventa veramente una sorta di iniziativa che inizia a strangolare lentamente l'economia lombarda. Verranno negoziate in più occasioni un calmieramento, comunque un controllo di questi dazi che i piemontesi continuamente mettono ai prodotti lombardi, favorendo i propri chiaramente. L'altro, o meglio, passa per essere vincitrice, ma rimane, se volete, la grande, come dire, delusa di questo conflitto, la Francia, che comunque non ottiene ingrandimenti territoriali sul proprio territorio, sul territorio europeo, ma sostanzialmente rivendica il proprio status di prima potenza, anche se ha dovuto, come dire, ha dimostrato da un punto di vista militare un forte decadimento. L'Inghilterra è riuscita a mantenere sani e saldi i propri alleati in territorio europeo, e poi l'altro grande vincitore di questo scontro è chiaramente Federico II di Prussia, che ha fatto emergere come almeno potenza europea il proprio regno.
Possono essere considerati vincitori anche gli spagnoli, dal momento che sono riusciti poi alla fine a mantenere il regno delle due Sicilie e già ad attivare quella che sarà la successione poi in futuro del regno all'interno di una dinastia borbonica. Ma anche il fatto che, se non ricordo male, andò a loro poi il ducato di Parma e Piacenza. Esattamente, e successivamente poi avverrà un cambio dinastico nel ducato di Parma e Piacenza. Chi rimane colpito dall'inefficienza francese saranno, o meglio, perdono, ho detto una sciocchezza, in questo momento però inizieranno a essere intavolate due trattative diplomatiche. Una riguarderà la neutralizzazione dell'Italia, basta far guerra per il controllo della penisola, ed ecco che verrà attivato un patto di famiglia tra Francia e Spagna al fine di evitare un'escalation militare come era avvenuto nella guerra della quadruplice alleanza, certo. in questa guerra di successione d'Austria, per il controllo della penisola stessa. Nel contempo incomincerà in maniera sempre più lenta ma sempre più convinta un riavvicinamento, un terremoto diplomatico senza precedente tra le corone di Vienna e quella di Parigi, ma non voglio spoilerare più nulla. No, secondo me invece è giusto spoilerarlo. perché è il cosiddetto rivoluzione diplomatica. Esatto, la rivoluzione diplomatica che avverrà nel 56. Esattamente, quando i due grandi contendenti che hanno di fatto dato il tempo dei grandi conflitti europei dal 600, anzi dalla fine ma neanche, scusate, dalle guerre d'Italia del XV secolo alla metà del XVII secolo, cioè Francia e Impero Asburgico, anziché contendersi il dominio d'Europa, si metteranno d'accordo per spartirsi il dominio d'Europa a spese dei piccoli regni, tra virgolette piccoli regni o regni emergenti che stanno appunto via via nascendo in quel momento. Tra l'altro, la Prussia su tutti. Esattamente, e infatti proprio a questo volevo arrivare. Perché ho voluto spoilerare un pochino prima del tempo questo anno, che poi guarda caso sarà l'anno di inizio di fatto della guerra dei 7 anni, perché è qua che proprio cambiano le alleanze da una parte, perché la moneta di scambio successiva che ci sarà guarda caso poi una delle figlie di Maria Teresa, cioè Maria Antonietta, diciamo, se posso dire, anche un po' la più stupida, forse, dei figli, delle figlie. Sacrificabile. Esatto, direi proprio di sì, perché tutti gli altri invece hanno fatto effettivamente grandi cose, almeno specialmente il Pietro Leopoldo, ma anche Giuseppe II, cioè quindi sono stati effettivamente non solo dei granduchi, ma anche degli imperatori veramente molto validi, e hanno portato oltretutto in auge anche tutto quel concetto di, se vogliamo chiamarlo dispotismo illuminato, comunque, o anche il giuseppinismo, se vogliamo dire così, il giurisdizionalismo, che effettivamente è estremamente importante in questi anni. E poi perché chi ha la mia o anche la tua età, caro Giovanni, se ha visto Lady Oscar, certo, anche la Stella della Senna ha fatto parte proprio da questi concetti geopolitici, quindi esatto. E altra cosa, che a proposito di concetti geopolitici, il figlio di Maria Teresa, Giuseppe II, per quello che riguarda le nostre vicine di casa, si ricorderà e avrà sempre il pallino fisso di occupare o con la diplomazia o mano militari il Novarese ai Savoia per i danni che recava all'economia milanese. Esatto. Al punto che i Savoia attiveranno un'alleanza difensiva con la Francia e la Spagna per evitare questi ritorni offensivi asburgici. Andiamo avanti perché abbiamo... Volevo dire un'altra piccola cosa che riguarda ovviamente poi Francia e Gran Bretagna da questo punto di vista, in riferimento poi alla futura guerra dei 7 anni. Viene ridata ai francesi, se non ricordo male, dagli inglesi Cape Breton, e poi però in cambio gli inglesi avranno Madras in India, che sarà tra tutto un fronte che bisogna che sviluppiamo in qualche modo della guerra dei 7 anni. Andiamo avanti. Ora,
Una domanda che è stata poi affrontata solo all'inizio della Prima Guerra Mondiale: quante perdite provocavano queste guerre? Allora, in realtà non è ancora stato calcolato. Solo nel 1916 questo Gaston Baudard, che non so, dovrebbe essere o francese comunque, o statunitense, il libro è stato edito negli Stati Uniti, ha iniziato a fare un calcolo solo per quello che riguardava le forze austriache e francesi impegnati in tutte le guerre del XVIII secolo fino alla Prima Guerra Mondiale. Per quello che riguarda la successione d'Austria, il conto che Baudard fa è di circa 120.000 perdite accertate per le forze austriache e di 140.000 per i francesi. A mio modo di vedere sono delle stime al ribasso. Possiamo calcolare comunque in maniera molto superficiale e bisogna rivedere poi nel dettaglio quello che sono state le perdite umane di tutti gli eserciti europei, ma complessivamente credo che 1 milione di perdite di vite umane nel corso della guerra di successione d'Austria sia una cifra che si avvicina verosimilmente al numero effettivo. Per quello che riguarda, tanto per dirvi appunto che questa è una guerra a forte impatto, lezioni apprese: gli eserciti europei capiscono che non possono più affrontare queste guerre nella maniera improvvisata con le quali sono state affrontate fino ad oggi. Allora, questi eserciti, ad esclusione dell'esercito prussiano, ed ecco perché la grande efficienza sul campo di battaglia, scendono sul campo con ogni reggimento, ogni reparto, con uniformi, equipaggiamento e tattiche operative, e tattiche di combattimento diverse l'uno dall'altro. Tutto andava all'estero dei comandanti di reggimento o di battaglione. Ecco che nascono i regolamenti per uniformi, per i movimenti, per il maneggio delle armi, e dopo il 1748 che incominciano a essere prodotti, incominciano a essere recuperati negli archivi o anche nelle fonti a stampa. Vediamo a sinistra il regolamento a stampa dell'esercito asburgico, edito nel 1749, o il regolamento delle uniformi del Regno di Sardegna, che iniziano a pensarci nel 1744 nel corso della guerra di successione d'Austria, e poi verrà di fatto reso ufficiale a partire dal 1750 con addirittura un cambio delle uniformi. Comunque i regolamenti diventano effettivi proprio dopo quel periodo, e cambierà tra l'altro anche tutta la fiscalizzazione degli stati al fine di avere che cosa? Soldi per poter finanziare queste guerre. Per quello che riguarda noi poi, cosa abbiamo? Abbiamo la celebrazione di uno scontro che abbiamo visto essere diventato uno degli elementi più noti di questa guerra. Questo è il celeberrimo quadro della Peña, tra l'altro pittore di battaglie stranoti in tutta Europa del periodo, che Carlo Emanuele III chiama a Torino per appunto realizzare questa splendida tela nota come la Battaglia della Sieta, che è visibile a Palazzo Reale a Torino. Ma da questo scontro ne deriva che cosa? Quella che possiamo definire la culla, la base dell'Italian Way of War, cioè abbiamo delle forze che sono tutto sommato poco spendibili, ma devono essere spendibili sul tavolo della pace, ed ecco che se io devo scendere sul campo di battaglia devo avere fortificazioni campali, una zona di combattimento ben definita, l'engagement area, all'interno della quale io affronto l'avversario con una mia potenza di fuoco al fine di distruggerlo e evitare qualsiasi progressione nei confronti delle mie truppe schierate sul campo di battaglia o nel mio territorio. Chiaramente l'aspetto manovriero è poco, quasi nullo in un approccio di combattimento simile. Avanti. E l'Italian Way of War è in inglese legacy, quindi potremmo dire l'elemento più importante che da un punto di vista militare ci portiamo ancora addosso, è la nostra eredità che appunto abbiamo ancora appunto ereditato, scusa il gioco di parole, da quel conflitto che ci sembra così lontano. Paolo Cacciadominioni, per intenderci, quando andrà a Torino allievo ufficiale, vedrà il quadro della Sieta e capirà che loro, proprio da un punto di vista etico-morale, dottrinale, arrivano da quella realtà. Libro, un film alla colonna sonora, libro
Lo si trova sulla piattaforma sulla piattaforma Archive, La difesa del Piemonte di Wilkinson, che non è il reale proprietario delle lame, ma un docente di storia militare statunitense, pubblicato a Oxford nel 1927, un testo spettacolare, molto bello anche come lettura, ben realizzato, e sostanzialmente cosa propone, visto che parliamo poi del caso italiano: come la guerra di successione d'Austria è stato il modello per le campagne napoleoniche del 1696 e 97. Culloden è un lungometraggio in bianco e nero realizzato nel 1964 dalla BBC, di fatto è stato realizzato come se fosse un documentario di un giornalista calato all'interno della campagna del 1756, quindi con telecamera in spalla, intervistando direttamente in prima linea i combattenti, come se fosse un reporter inviato in zona di guerra nel 1964 con una cinepresa. In presa diretta si vedono direttamente gli scontri, i morti, i combattimenti, è uno dei film più riusciti da questo punto di vista. E chiaramente il nostro Vivaldi ci ha accompagnato con le 4 stagioni nel corso di questa lunghissima e me temo noiosissima ma direi anche il Tedeo di Handel, dato che visto che l'abbiamo citato, ottimo. Chiudo con un'immagine. Il luogo, se volete toccare con mano e anche materialmente cosa ha lasciato questa guerra, la battaglia di Pietralunga, siamo in Val Varaica, provincia di Cuneo, è uno dei luoghi più spettacolari dal punto di vista paesaggistico, storico, monumentale che si possano incontrare. L'immagine tanto è stata presa a chiusura di una esercitazione che ho condotto con il 32esimo reggimento di Genio Guastatori Alpini nel 2017, e chiude proprio con un pensiero a quello che sono stati questi luoghi e questa guerra che noi abbiamo trattato come una carrellata di belle immagini, di parole, di numeri sviscerati e proprio presentati come se fosse una successione di dati aridi, ma quel luogo ci ricorda veramente di quello che è stato, quelli che sono stati i campi di battaglia del XVIII secolo, luoghi dove, compressi nel tempo e nello spazio, decine di migliaia di uomini hanno affrontato un combattimento durissimo e hanno trovato la morte. Detto questo, vi ringrazio e chiaramente continua, perché certo. La guerra di successione d'Austria non chiude le nostre guerre del XVIII secolo. Grazie veramente per l'attenzione, per la pazienza, e chiedo scusa per tutti gli eventuali svarioni e errori che posso aver fatto in questa diretta. No, guarda, anzi, ringraziamo noi te, ringrazio io personalmente te, anche perché ti dico che quando sono arrivate tutte queste 124 slide ho detto, oddio, quanta roba, sì, quanta roba. E invece fortunatamente credo che siano state utilissime anche per fare capire specialmente su che terreno, specialmente nel versante italiano, bisognava scontrarsi, e quindi questa cosa è stata utilissima, e specialmente non da tutti, specialmente sia da un punto di vista della carta stampata che anche qui, voglio dire, da un punto di vista divulgativo, per quanto ovviamente io cerco sempre di rimanere umile. Resto umile. Comunque, detto questo, allora io ovviamente ringrazio voi che in queste poco più di 2 ore avete seguito questa enorme carrellata riguardante l'ultima delle più di una terna di fatto delle guerre di successione, in compagnia di Giovanni Cerino Badone, che io ringrazio sentitamente. Prossima live dovrebbe essere il 9 di maggio. Come ho detto già nella precedente live, ci spostiamo sul periodo medievale e parliamo della setta degli assassini. Sarà una live un po' particolare perché affronteremo non solo temi storici, ma specialmente tematiche riferite alla filologia, e quindi è molto interessante proprio questo, in compagnia di Laura Minervini della Federico II e anche del nostro amico Andrea Gaspardo. Detto questo, ovviamente questa live sarà alle ore 19, quindi un'ora dopo rispetto al solito, anche per una migliore organizzazione con la stessa professoressa. Quindi detto questo, insomma, io di nuovo vi ringrazio te Giovanni, e
mettete like, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima live, ancora qui su Paresia. Ciao a tutti e grazie Giovanni. Buonasera a tutti, grazie a voi.